Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti, anche se l'orario e il solstizio d'estate non sono dei più invitanti, comunque vi ringrazio per lo sforzo che è stato fatto per essere qui presenti. E ringrazio le autorità e tutti i presenti, quindi, di essere con noi. L'occasione è quella del ricordo dei 150 anni di Giovanni Querini Stampalia, della sua morte, e dell'istituzione praticamente contemporanea della Fondazione Scientifica Querini Stampalia. La Querini Stampalia è stata istituita esattamente il 21 di giugno del 1869, così è la data del decreto reale che la istituisce. E noi abbiamo voluto ricordare questo anniversario, chiedendo un po' a tutta la città di fare coro con noi, e l'appello è stato riscontrato, è stato accolto, e in realtà già nei giorni scorsi, qui comincia adesso con oggi un percorso di incontri, di convegni, di celebrazioni, di cui dopo verrà dato meglio conto, e che comunque è illustrato nel programma che è stato pubblicato. Ma già nei giorni scorsi abbiamo avuto una serie di eventi che appunto testimoniano l'affetto e la stima che la città ha voluto esprimere sia al nostro fondatore sia alla fondazione. Il patriarca di Venezia ha celebrato un'Eucaristia nelle settimane scorse nella chiesa di Santa Maria Formosa, chiesa carica di storie queriniane. Il sindaco ha proceduto ad una commemorazione solenne, cui abbiamo partecipato, siamo stati invitati, nell'aula del Consiglio Comunale nei giorni scorsi, e alle parole del sindaco si sono associati tutti i gruppi politici. L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, e qui c'è il presidente Ortalli che ringrazio, nella sua adunanza solenne recente ha ricordato Giovanni Querini, che era socio dell'Istituto Veneto. La Regione del Veneto, ringrazio il vicepresidente, l'avvocato Corazzari, che è assessore alla cultura, che è intervenuto qui, ci ha dato un contributo finanziario per il programma delle celebrazioni. Il Ministero dei Beni Culturali, che è qui rappresentato dal dottor Manieri Elia, ha dato il suo patrocinio e comunque ci assiste, direi, costantemente nel corso delle nostre attività. Il Presidente della Repubblica ci ha fatto consegnare una medaglia del Presidente, appunto così si chiama, celebrativa di questa specifica giornata. Quindi è stata una coralità di istituzioni e di persone verso le quali noi siamo profondamente grati, perché la Querini vive anche di questo clima favorevole e di riscontro della positività delle proprie attività. Questi 150 anni sono sì i 150 anni della Querini, che nasce con la morte di Giovanni, col suo testamento, ma sono 150 anni di storia dell'Unità d'Italia, praticamente coincidenti. L'unificazione del Veneto all'Italia del 66, la Querini nasce nel 69, quindi i nostri 150 anni coincidono con questo periodo, mentre i 70 anni di vita del conte Giovanni coincidono con il periodo della dominazione francese e della dominazione austriaca. Lui era del 99 e quindi 2 anni dopo la caduta della Repubblica Serenissima, e quindi ha vissuto l'intera esistenza, salvo gli ultimi 3 anni, sotto in questo periodo incupito, intristito della decadenza sì politica ed economica della città, ma anche della
delle speranze perdute, ecco, della depressione che ha caratterizzato la prima metà dell'Ottocento a Venezia. La Querini è vissuta quindi questi 150 anni d'Italia e di Venezia, fedele il più possibile al mandato ricevuto. Il testamento di Giovanni Querini, noi diciamo, è un grande manifesto politico e culturale, perché non è solo che lascia denari, cose, indicazioni, ma detta una strada, una linea di politica culturale alla quale noi abbiamo cercato i nostri predecessori, certamente dico noi come Querini e come fondazione, abbiamo cercato di essere fedeli in questo lungo periodo. E fedeli al mandato che di un servizio culturale intelligente e libero. Queste io direi sono le due caratteristiche principali di quello che è stato il mandato del Conte Giovanni e di quello che è stato il nostro impegno. La biblioteca, il servizio libero alla cultura naturalmente, la biblioteca aperta sempre, quando le altre sono chiuse, di domenica, di notte, eccetera, e a tutti, ai giovani, è stata aperta ai sedicenni già dalla fine dell'Ottocento. E ecco, in questo senso di libertà della cultura e di apertura universale si riflette proprio l'impegno, la missione della Fondazione. In questo ispirandosi al meglio della cultura veneta. Il riferimento non può non essere all'Università di Padova e al suo motto, Universia Universis Patavina Libertas, quindi una cultura per tutti e una cultura universale, anche nei suoi valori, nei suoi contenuti. E poi via via si è snodata l'attività della Fondazione e con delle caratteristiche peculiari, anzitutto quelle fisiche, il palazzo rinascimentale, rimaneggiato negli interni nel Settecento, e infatti i nostri interni più notevoli sono quelli del museo oggi, e sono appunto interni settecenteschi, e poi connotato da interventi novecenteschi e anche più recenti di architettura moderna e contemporanea, perché anche qui c'era il mandato di farne una sede bella e comoda. Questo diceva Giovanni, stanze belle e comode. Quindi i valori estetici e il comfort erano, nella sua concezione, ma anche nella nostra, che l'abbiamo imparata ed ereditata da lui, erano connaturati all'impegno culturale, non la sciatteria, non il disagio, ma un'accoglienza, specie ai giovani che qui se andate di sopra al secondo piano, vedrete al primo piano la biblioteca affollata di ragazzi, ma sempre, e dare a loro un'accoglienza di qualità nella sede, nelle architetture, negli arredi, e di qualità poi nella sostanza dei contenuti culturali che qui vengono trasmessi. È insieme stata la missione della Querini il culto della tradizione. Qui siamo nel cuore della tradizione veneziana, il nostro museo è un tempio della pittura veneta, certo non è nelle gallerie, ecco, ma è meno importante, ma è sicuramente caratterizzato da questo collezionismo che riguarda la cultura veneta, che era il collezionismo delle famiglie patrizie veneziane, che la gran parte è andato disperso, qui si è mantenuto ed è stato trasmesso direttamente dalla famiglia alla Fondazione. Il culto della tradizione che però è associato anche alla partecipazione attiva alla contemporaneità. Da subito la Fondazione aveva istituito i premi di pittura già nel 1870, 75, appena nata,
ma via via, soprattutto nei decenni più recenti, ci siamo affacciati all'arte contemporanea con iniziative, con mostre, con esposizioni ricorrenti. E il culto dei buoni studi e delle utili discipline, come recita il Testamento di Giovanni. Qui si studia. Ecco, la cultura qui è impegno, è studio, non è intrattenimento come spesso viene divulgato. È impegno severo, è impegno continuativo. Qui si studia, il culto dei buoni studi. Il futuro, dopo questi 150 anni, come lo possiamo disegnare? Non lo sappiamo, non ci appartiene, però è già scritto nella storia dei primi 150 anni, è stato già tracciato, cioè è un futuro all'insegna di una continuità, non tanto dei contenuti che vanno continuamente rinnovati, ma nel metodo, questo sì, il metodo appunto della libertà e dell'impegno di studio. E di capacità quindi di adeguamento, di intelligenza dei mutamenti culturali e sociali. Quirini ha attraversato in questi decenni tutto il Novecento, tutte le tragedie e tutti i valori del Novecento e ne è stata partecipe attiva e testimone. È stata sempre un'isola di libertà sotto tutti i regimi, anche quello peggiore che ha caratterizzato gli anni dai 20 ai 40. Ma è stata sempre un luogo in cui la gente si riconosceva e riconosceva le opportunità della libertà, del libero studio, della libera informazione. Questo deve continuare anche nel futuro. È cioè una istituzione aperta, si direbbe, al mondo nuovo, per dirla con Gian Domenico Tiepolo, no? Cioè alla novità, alla modernità. Tutto questo futuro è nelle mani del patrimonio di Casa Querini. Noi ancora oggi viviamo di questo e pur decimato, pur consumato in gran parte perché ha consentito questa lunga vita, ancora è in grado di garantire l'attività e il servizio alla città di Venezia da parte di questa istituzione. Però non sarà per sempre, perché appunto un patrimonio è destinato a consumarsi se non viene alimentato. E quindi l'appello è alla città, alla gente, a chi ci vuol bene, a chi vuol bene alla cultura, perché sorgano altri donatori, altri sostenitori. Noi siamo qui in questo auditorium disegnato da Mario Botta, ma che è stato possibile realizzare, oltre che dal contributo dello Stato. Qui lo Stato è passato alla grande con la legge speciale di Venezia, tutta la riqualificazione della sede queriniana è praticamente dovuta ai contributi dello Stato, ma in particolare anche a una donatrice che è Giannina Piamonte, cui abbiamo intitolato questa sala, e così come molti altri donatori ci sono stati che si sono affiancati quindi al lascito del fondatore e ci hanno consentito di andare avanti. L'appello quindi è perché la città segua questo esempio di Giovanni Querini e consenta di continuare con questo stile, con questo impegno, con questa professionalità la Fondazione di durare. Voglio citare proprio a questo proposito, per concludere, le parole di un mio predecessore, di un presidente della Querini, Don Germano Pattaro, che nel 1983, si desume dai verbali del nostro Consiglio di Presidenza, si rivolgeva al sindaco del tempo Mario Rigo dicendo: nel ringraziare il Comune, e io rinnovo questo ringraziamento perché il Comune ancora oggi, qui con l'assessore Venturini, ci affianca nel nostro sforzo, nel ringraziare il Comune per la sensibilità dimostrata con la Convenzione del 1979, afferma, la sintassi è quella del verbale, quindi il Presidente afferma: essere la Querini luogo di transito della storia,
di una porzione di storia della città, una storia che appartiene al sindaco in quanto rappresentante di tutti i cittadini. Ecco, quindi questo noi consegniamo idealmente alla città anche il futuro della nostra istituzione. Grazie. Do la parola all'assessore Venturini. Chiamato in causa. Buongiorno a tutti, scusate per la voce, sono un po' afono da una settimana e non mi passa, non so se sia l'aria condizionata o il troppo sole che c'è in questi giorni, ma ci tenevo davvero a essere presente e portarvi il saluto del sindaco di Venezia, che oggi purtroppo non può essere qui, ma che ha avuto modo di ricordare il conte Querini e l'opera della Querini di questi lunghi anni durante la seduta del Consiglio Comunale e anche nella messa solenne che il Patriarca ha celebrato a pochi metri da qua, proprio a dimostrare la vicinanza tra il Comune e quindi l'attenzione che il Sindaco e il Consiglio Comunale hanno nei confronti della Querini Stampaglia e i sentimenti di grande stima e grande apprezzamento che essi nutrono nei confronti della Fondazione. Per noi è un piacere e un dovere collaborare con la Querini, perché anche noi, come ricordava bene all'epoca, sentiamo il peso e la responsabilità di salvaguardare un tesoro di conoscenze, di beni, di cultura, di libri, ma anche di salvaguardare l'aria che si respira in Querini. La Querini non è solo un insieme di immobili e di patrimonio librario e museale, è una missione, è una filosofia, è appunto una cultura, quella appunto di rendere la cultura fruibile a tutti, di aprire queste porte e farla diventare la casa dei giovani che vogliono formarsi e di offrire alla città una continua riflessione sulla contemporaneità e sulla città. Querini ha questa capacità di essere quindi la casa di tutti, di essere aperta quando le altre non sono aperte e di essere disponibile a far entrare chiunque, a curiosare in questi bellissimi scaffali, in queste bellissime collezioni librarie che la contraddistinguono. E io personalmente, quando ero un giovane liceale, venivo spesso a studiare qui con piacere respiravo quest'aria di volontà di conoscenza e poi con gli anni ho approfondito anche nel mio ruolo la storia della Querini, mentre da studente si veniva più che altro per studiare e per stare in compagnia, e questa storia della Querini rispecchia perfettamente secondo me quella del suo fondatore, un uomo che sì, è nato poco dopo la discesa, la caduta della Repubblica Serenissima, e quindi quando ormai Venezia viveva di glorie passate e quando c'era in qualche modo un clima pesante legato alla perdita della libertà, dell'orgoglio ferito del leone appunto in gabbia e occupato da francesi e austriaci, ma è evidente che il conte intuì che era un uomo estremamente contemporaneo, mi spiegava il presidente, perché è un grande imprenditore, ha fatto molte innovazioni tecnologiche nella sua impresa, nei suoi possedimenti, nelle sue filande. Era un uomo quindi, sì, con delle radici solide nel passato, perché ha avuto una formazione importante, ha avuto sicuramente dei mentori di primo livello, ha avuto accesso al miglior patrimonio culturale dell'epoca, essendo una famiglia molto ricca, molto colta, e quindi era un uomo che si era formato profondamente innervato di cultura umanistica, di storia, filosofia, la cultura latina, greca, ma era un uomo che sapeva guardare anche al futuro, che sapeva guardare appunto 150 anni avanti rispetto all'epoca in cui viveva. E questa capacità di essere innovativo in un momento in cui la Serenissima era invece in declino e quindi chiusa in se stessa, che si guardava più l'ombelico che guardare avanti, ha trasmesso a noi un grande patrimonio. Era anche un uomo che sapeva dialogare con la terraferma, con l'Italia, con i possedimenti nelle campagne e nelle aree industriali poi dell'entroterra. Quindi era un uomo che aveva degli orizzonti ben più ampi della sola città antica, della sola città lagunare. In questo dialogo sicuramente lui si è arricchito di un patrimonio e gli ha anche offerto la possibilità di conoscere nuovi orizzonti e capire dove stava andando la storia. E in questo suo conoscerla, intravederla, probabilmente non nel dettaglio, ma capendo l'importanza di trasmettere alle future generazioni un patrimonio che altrimenti sarebbe stato perduto, ha creato questa importante fondazione. Una fondazione che, come il suo fondatore, ha sì radici antichissime, una cultura enorme, una responsabilità e un bagaglio altrettanto enorme, ma è stata capace in questi 150 anni e a maggior ragione in questi ultimi anni che
hanno corso più velocemente degli altri 100 probabilmente, di trasformarsi, di evolversi, di parlare alle nuove generazioni, di parlare un nuovo linguaggio, di aprirsi e anche riformarsi al suo interno, ristrutturarsi anche con l'architettura contemporanea, contaminarsi con la città e con le altre realtà culturali e con gli altri enti. Sa essere una fondazione pienamente contemporanea, una fondazione che non vive di glorie passate, vive certo di un patrimonio ricevuto all'epoca, ma che ha saputo mettere a frutto per vivere pienamente il tempo presente, per parlare pienamente alle persone che oggi vivono la città e al mondo che questa città viene a visitare, viene a conoscere e viene appunto a studiare. Credo che le ultime iniziative che la Querini Stampalia ha messo a segno, penso solo al museo con la collezione della Fondazione di Venezia, penso alle innumerevoli iniziative di convegni organizzati che davano una lettura contemporanea alla storia e all'arte veneziana, penso a tutte le attività che sono in campo e saranno in campo nei prossimi mesi. Credo che queste iniziative dimostrino come la Querini Stampalia non ha solo una grande storia, ma soprattutto un grande futuro, è un grande presente. E credo che questa sia la più grande responsabilità ed è compito anche nostro sostenerne questo slancio verso il futuro e sostenerne sempre più la possibilità di svolgere delle attività in piena coerenza col mandato ricevuto. Da parte nostra la massima collaborazione, la conferma di questa nostra alleanza per il bene di Venezia, ma soprattutto per far sì che la fortuna che abbiamo avuto noi e chi prima di me, insomma, qui è passato, qui ha studiato e qui si è formato, possa essere la stessa fortuna che avranno anche le prossime generazioni che potranno qui studiare, qui frequentare questi luoghi straordinari e conoscere anche loro questa storia che non finisce oggi, ma anzi riparte con più energia, più motivazione e con anche nuove chiavi di lettura che queste ricerche così approfondite e così interessanti che andremo a leggere nei prossimi mesi ci hanno fornito in queste giornate. Quindi davvero grazie di cuore e in bocca al lupo al Presidente, alla Direttrice, a tutto il Consiglio, ma all'intera squadra della Querini Stampalia, che so essere anche molto giovane, e quindi complimenti per le vostre attività e da parte nostra la massima disponibilità a continuare questo percorso insieme. Grazie. Il dottor Manieri Elia, che qui rappresenta il Ministero dei Beni Culturali. Sì, naturalmente porto il saluto del Ministero e sono particolarmente contento di essere qui questa sera e devo dire quando sono stato invitato è stato per me veramente un grande piacere, per cui ringrazio moltissimo dell'invito il dottor Cortese, naturalmente la direttrice dell'istituto, i rappresentanti del Comune, della Regione, Venturini e Corazzari, il professor Ortalli. Sono da pochi giorni direttore galleria dell'Accademia, transitato brevemente dal segretariato. Questa è una città che mi ha dato tantissimo, spero di essere in grado di restituire quello che mi ha dato. Un'istituzione sorella, no, della Fondazione Querini Stampalia, un po' più anziana, abbiamo 50 anni di più, li abbiamo festeggiati da poco. È un'istituzione alla quale devo grande accoglienza e visto che l'assessore Venturini è un po' aperto così ai ricordi, devo dire che io, diciamo non giovanissimo, insomma giovane funzionario di Stato, un po' disorientato arrivando a una città che non era la mia, ho trovato nella Querini Stampalia proprio un luogo dove si poteva stare, dove non solo si poteva frequentare la biblioteca, naturalmente sono stato un frequentatore, ma tutta l'atmosfera della Querini era per me un luogo, diciamo, dove ritrovarmi. Ecco. Quindi sono particolarmente grato verso questa istituzione per l'accoglienza che ho ricevuto ed è un fatto molto importante naturalmente. Quindi il mio è soltanto un saluto e un ringraziamento a questa istituzione, quindi alla quale così auguriamo altri 150 anni così. Grazie mille. Grazie. La parola al professor Ortalli, Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che è anche l'ente tutore della Fondazione proprio per volontà espressa del nostro fondatore. Grazie. Grazie. Il Presidente Cortese ha avuto la gentilezza di ricordare quelle due parole con le quali l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nell'ultima tornata, nell'ultima Accademia
nell'unica annata che si chiudeva con la cerimonia solenne, ha voluto e dovuto ricordare la figura di Querini e la presenza importantissima della Fondazione Querini Stampaglia. Si sono voluti onorare 150 anni di presenza, di una presenza culturale frutto di un lascito che aveva unito quella volta le due istituzioni, la fondazione che doveva nascere e quell'istituto ormai vecchiotto che da 50 anni stava funzionando. E questa parentela lontana è una parentela che continua a esistere nonostante i tempi che si modificano. Un secolo e mezzo di vita è molto. Le cose sono cambiate i modi di una collaborazione che è sempre stata estremamente importante in tutti i momenti, anche quelli più delicati, quelli più difficili per il paese, per la città, e che continua ancora. C'è questa parentela che è stata richiamata, che oggi prende corpo in una funzione che è una funzione, se volete, formale, che sta a indicare appunto una connessione, un collegamento, che è quello di ente tutore. La Querini non ha bisogno di tutori, basta guardarsi attorno, basta entrare qua dentro, ma quello che conta, a mio vedere, è soprattutto il rapporto tra istituzioni culturali. Due istituzioni culturali che hanno avuto una vita parallela, che hanno avuto momenti di intreccio, appunto. Il principale è quello del testamento del conte Giovanni di Querini Stampaglia, una funzione straordinaria che ha preso corpo in quelle istituzioni che, scusate, io uso spesso questa formula, che sono nella nostra città dei punti di resistenza, cioè dei luoghi dove ancora si riesce a coltivare, a difendere, a sostenere, a far vivere realtà, comportamenti, iniziative che sono sempre più difficili nel nostro mondo, in particolare in Venezia. Quando noi usciamo dalla bellissima scala che ci porta qua dentro, abbiamo, credo anche voi capiti, la sensazione di entrare in un altro mondo, cioè un mondo che è diverso da quello che noi troviamo quando quelle scale le saliamo e veniamo qua dentro. E questo è il segno di una vitalità straordinaria, una vitalità difficile da difendere, una vitalità che nel nome appunto della cultura e dell'impegno gratuito per la cultura riesce a tenere in vita un posto bello, comodo, accogliente, aggiornato, che procede col procedere dei tempi, adeguandosi alle novità. Qual è questa istituzione? Con una vitalità straordinaria, una vitalità che ogni volta che si sale vicino ai tavoli di lettura, vicino alla biblioteca che funziona, uno ha chiaramente la sensazione che Venezia esiste ancora anche in quelle generazioni che poi tendono a uscire, tendono a faticare nel restare qua, ma che ci sono ancora e nella Querini trovano un punto di riferimento sicuro da una vita, quel riferimento sicuro che era il riferimento per i loro padri, per i loro nonni, anche forse per la generazione preesistente. È una vitalità con una fortissima attenzione al passato, e questo è un patrimonio che viene conservato con cura straordinaria qui dentro, ma è anche un patrimonio che gioca le sue carte sulla contemporaneità, perché fortemente, mi permetto di dire, non sarò io il migliore dei giudici in questo senso, ma mi permetto di dire, dà il senso di una esistenza che continua, cioè un'esistenza che, nonostante le difficoltà che i tempi talvolta propongono, i favori che qualche volta, più raramente, ma qualche volta consentono di avere, un qualcosa che ancora continua. Io mi permetterei, prima di chiudere queste parole che sono già troppo lunghe, di insistere sul ricordo di Giannina Piemonte,
perché Giannina Piemonte, chi l'ha conosciuta, chi la ricorda, sa quanto fosse il suo legame con Venezia. Io credo che quel tipo di legame che ha trovato modi di esprimersi in passato con quella persona sia il tipo di legame che ancora in fondo, mi permetto di dire, ci riunisce qua in una giornata che è una giornata di festa. Grazie. Conclude questa nostra prima sessione pomeridiana l'avvocato Corazzari, vicepresidente della Giunta regionale. Lei mi promuove sul campo, ma non sono Cos'è vicepresidente. no? Assessore alla cultura, meglio. L'amico Forcolini è vicepresidente. Domando scusa. Nonché assessore al bilancio, un compito che è assolutamente complesso. Domando scusa. Fortunatamente è in buone mani. Ecco, io la ringrazio Presidente e per me è veramente un piacere, oltre che un onore, poter portare il saluto della Regione Veneto, del Presidente Luca Zaia e a voi tutti, all'istituzione che lei rappresenta, a tutti i rappresentanti delle grandi istituzioni culturali che sono qui presenti. Porto anche un saluto particolare all'amico collega Presidente della Seconda Commissione Francesco Calzavara. E devo dire, questo è un momento importante, è un anniversario importante che cade in un anno per noi significativo. Quest'anno, dopo molti decenni di attesa, la Regione Veneto ha approvato il proprio testo unico sulla cultura, una legge quadro sulla cultura che è ispirata al concetto, al criterio della valorizzazione della cultura veneta e delle istituzioni che la rappresentano in un'ottica di forte integrazione. E direi che questo è un approccio che ha trovato nella Fondazione Querini Stampaglia un modello di riferimento che è stato da sempre applicato. Quando Giovanni Querini con il suo lascito diede vita a questa istituzione, si cominciò subito ad avere un approccio integrato tra quelle che erano le forme d'arte più importanti che poteva esprimere la nostra comunità veneta e pertanto anche con un grande valore identitario per noi, e con una forte volontà non solo di conservazione, ma altresì di valorizzazione, di studio e di ricerca. Una ricerca che ancora oggi è quell'elemento che permette di avere un grande futuro, oltre che una solida e importante storia alle spalle. Per noi questo è quindi un modello di riferimento che vorremmo perseguire anche nelle azioni che come Regione Veneto vogliamo promuovere in campo culturale. Stiamo attraversando dei momenti complessi anche da un punto di vista finanziario, sappiamo che la ricerca delle risorse rappresenta sempre di più un fattore che ci impone un sforzo e una spendita di energie, ma da questo può anche nascere quella vitalità, quella creatività, quella voglia di innovazione che ci porta ad avere modelli nuovi e più adeguati alle esigenze di oggi del nostro settore culturale. Quindi una sfida che ci vede protagonisti e rispetto alla quale siamo certi continuerà quella collaborazione profonda che c'è stata tra la Regione Veneto e la Fondazione Querini Stampaglia. Non dimentichiamo che è una collaborazione che va avanti da anni, la Querini ancora oggi conserva e gestisce la nostra biblioteca regionale specializzata in bibliotecomania, dà la possibilità a tanti giovani di avere un luogo dove ritrovarsi. È stato ricordato più volte che è un fattore assolutamente determinante, perché questo è un luogo che dà la possibilità a tutti di sentirsi a casa propria. Direi che per far sì che una città come Venezia, che rappresenta il Veneto e che sempre più soffre dei problemi derivanti a una propria perdita di identità e di coscienza, significa avere un presidio importante che dà continuità all'essenza della comunità di Venezia e di ciò che è Venezia, di qual è l'anima di Venezia e del Veneto. Quindi noi vi ringraziamo per la capacità con cui, la determinazione e la passione con cui portate avanti questa strada, e siamo certi che saremo al vostro fianco anche per gli impegni futuri. E abbiamo in voi un partner che, oltre che darci una grande collaborazione, ci dà sempre un insegnamento importante. Allora cediamo i posti ai relatori di questo pomeriggio, degli esperti, degli studiosi, e il seminario è coordinato da Marigusta Lazzari, il nostro direttore.
Allora, io comincio da una lettura importante che è stata citata tante volte oggi, ma da cui parte tutto, ed è il testamento di Giovanni Querini Stampaglia. Ne leggo solo dei tratti, ovviamente, non lo leggo tutto, ma ricordo quelle che sono le parti che per noi sono diventate le più importanti. Certa la morte, incerto il tempo in cui accade. Sano di mente, io, Giovanni Querini Stampaglia, figlio del conte Alvise e della contessa Maria Lippomano, dispongo delle cose mie col seguente atto di ultima volontà. Istituisco erede di ogni mia sostanza mobile, immobile, diritti, azioni e ragioni ovunque esistenti, una fondazione scientifica che oggi stabilisco col nome di Fondazione Querini, agli scopi e con gli obblighi che saranno più sotto indicati. 6 mesi dopo la mia morte, la mia biblioteca, galleria, medagliere, oggetti d'arte posti nel mio palazzo a San Zaccaria diverranno d'uso pubblico. Verrà unito agli stessi un gabinetto di lettura, nel piano primo del mio palazzo, nelle stanze da me abitate. Il gabinetto di lettura e la biblioteca rimarranno aperti nei giorni ed ore che gli anzidetti curatori determineranno, ma costantemente in tutti quei giorni ed ore in cui le biblioteche pubbliche sono chiuse e la sera specialmente per comodo degli studiosi che saranno collocati non nella biblioteca ma in una sala vicina, bella, comoda, con stufe e tappeti per l'inverno. Vi saranno camere per adunanze serali di dotti e scienziati, sì nazionali che forestieri. Dalla mia rendita verrà sottratta una somma per doti a giovani povere, legittime, di ottimi costumi, divise in 3 categorie, di giovanette nobili, di giovanette di civile condizione e di ragazze di villici ed artieri. Avranno diritto a queste doti le giovinette abitanti nei comuni e frazioni dove possiedo beni e quelle della città di Venezia dove dimoro. Ogni 5 anni verrà mantenuto agli studi dell'Università di Padova un giovanetto povero, ma d'ingegno, di buona volontà e di specchiati costumi, onde, compiuto il corso degli studi, si faccia dottore in una facoltà. Se rimarranno denari, verranno soccorsi letterati e scienziati illustri caduti in miseria. E infine, chiude dicendo: chiunque impugnerà questo testamento in tutto o in parte, se beneficato, perderà il legato a suo favore disposto. Questo è il testamento che nel 1869 istituisce la Fondazione Querini Stampaglia e questo è anche uno dei tratti più conosciuti della personalità di Giovanni Querini Stampaglia. Un mandato di grande valore, una testimonianza dell'attenzione e dell'amore di Giovanni Querini per la sua città. Sono trascorsi 150 anni e la Fondazione li ha percorsi cercando di fare di quelle volontà la sua missione, pur nel mutare dei tempi, della realtà sociale, culturale, politica, adeguandosi agli straordinari progressi tecnologici che hanno visto questi 150 anni, attraversando periodi tristi della storia della città e dell'Italia, vivendo però sempre da protagonista critico e attento il farsi della vicenda intellettuale e culturale di questo Paese. Per celebrare questo anniversario, insieme al Consiglio di Presidenza, abbiamo stabilito di nominare un comitato d'onore e un comitato scientifico, di cui tra poco vedrete i nomi dei componenti e che ringrazio per la partecipazione e il contributo importante che hanno dato nel definire le attività di studio e di ricerca che andiamo oggi ad avviare esattamente nel giorno in cui, 150 anni fa, la Fondazione è stata istituita. Mi unisco al Presidente nel ringraziare le autorità, il Presidente della Repubblica, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione del Veneto e la città di Venezia che ci hanno concesso il loro patrocinio e il loro sostegno, insieme a moltissime aziende, partner, privati cittadini che si sono uniti a noi anche in questa occasione. E ringrazio tutto il personale, i collaboratori, il servizio civile, gli stagisti, gli studenti di alternanza scuola-lavoro, gli operatori tutti presenti in Querini per il loro impegno su questo progetto.
In realtà le attività per le celebrazioni sono partite un anno fa con l'affidamento di 5 borse di ricerca che sono andate ad indagare alcuni aspetti poco conosciuti della vicenda queriniana. E sono stata felice che questo sia accaduto, perché anche questo è uno dei segni di questo luogo, no? Cioè il fatto di fare ricerca e di affidarla tra l'altro a dei giovani ricercatori. La ricerca è stata una delle più interessanti attività di questo lavoro che abbiamo avviato, i cui risultati in parte vengono restituiti nelle relazioni di oggi e in parte in quelle del 28 di novembre. Riassumo brevemente, infatti, saranno 2 i momenti seminariali. Quello di oggi avrà il focus su Giovanni Querini, il fondatore, mentre il 28 di novembre il focus sarà sulla fondazione e la sua storia. A settembre ci saranno 2 incontri sulla poesia e la letteratura e 4 saranno le pubblicazioni in programma. Una storia di famiglia che presentiamo stasera, curata da Cristina Celegon e Angela Munari, Sulle ali dell'angelo, che è il catalogo di una mostra sulle avanguardie ai tavoli di Renato Carrain, curato da Gian Domenico Romanelli e Pasqualin Vatten. Una storia illustrata della Fondazione Querini Stampalia, un modo un po' ironico di raccontarci attraverso le illustrazioni e i racconti di Giorgio Camuffo e Alberto Tosofei con la collaborazione dell'Università di Bolzano. E la pubblicazione più tardi, probabilmente all'inizio dell'anno prossimo, degli atti di questi 2 seminari. Le attività espositive, la mostra su Giovanni Querini, che inaugureremo a fine serata, a cura di Cristina Celegon e Angela Munari, la mostra fotografica Venezia in questi 150 anni, a cura di Graziano Arici, fatta di fotografie del fondo che Graziano Arici ha regalato recentemente a settembre del 2017, 1,5 milioni di immagini su Venezia dal 1850 ad oggi, quindi più o meno è lo stesso periodo di tempo della fondazione, che sono conservate qui e di cui daremo un piccolo display. La mostra Sulle ali dell'angelo, di cui ho parlato prima per la pubblicazione. La mostra, una storia illustrata della Fondazione Querini Stampalia a cura di Giorgio Camuffo. Abbiamo inoltre commissionato a Muse di Francesca Molteni un film documentario sulla Fondazione che verrà presentato a settembre in occasione della Mostra del Cinema. È una storia raccontata anche attraverso le voci, i pensieri di protagonisti, interpreti, fruitori dei servizi della Querini. E questa sera, quando farà buio, alle 21:45, una proiezione sulla facciata del Palazzo Sede. Le opere d'arte conservate all'interno della Fondazione Querini usciranno in campo in modo virtuale, in modo scenografico, grazie a una collaborazione con Camera Nebbia e con la parrocchia di Santa Maria Formosa. Subito prima, alle 21:30, vi aspettiamo tutti per un brindisi e una fetta di torta per festeggiare questo compleanno importante. Diamo quindi inizio al programma di oggi. Giovanni Querini Stampalia, l'uomo, l'imprenditore, il filantropo. Eva Cecchinato, laureata in storia contemporanea a Ca' Foscari, consegue il dottorato di ricerca nello stesso ambito disciplinare all'Università di Torino e svolge attività di ricerca tra gli altri per l'Università Ca' Foscari e l'Istituto Veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea. Eva Cecchinato è la studiosa che ha avuto l'incarico e la consegna di una delle 5 borse di studio e ci aiuterà a capire il periodo storico, sociale, culturale, la Venezia in cui Giovanni, ormai adulto, ha vissuto e ha maturato le sue scelte. Eva Cecchinato. Buonasera a tutti, io sono molto felice di essere qui e ringrazio la Fondazione Querini, tutte le persone e le istituzioni che hanno reso possibili queste celebrazioni, i progetti e le attività connesse. Accompagnerò il mio intervento con alcune immagini che si riferiscono ai temi che affronterò. E inizio questo mio intervento, che vuole essere un inquadramento generale, come è stato appena detto,
con 2 citazioni che a mio parere danno l'idea dello spirito dei tempi a cui si riferiscono. I 3 fatti poco distanti per il tempo, l'attivazione della franchigia, la diga di Malamocco, la strada ferrata che unirà Venezia a Milano, terranno un posto distinto nell'istoria economica contemporanea di questa illustre città ed accennano ad un prosperamento che sarebbe bene se aumentasse ognor più, se non altro in grazia delle gloriose ricordanze del tempo passato. Se le industrie si rafforzeranno prendendo vigore, affratellandosi alle scienze che ad esse si riferiscono, se le condizioni economiche che regolano la franchigia permetteranno che stendano maggior ala, se un più animoso ardimento mercantile, coadiuvato dalle circostanze, concorrerà per far lieta Venezia, è a sperarsi che la confidenza nell'avvenire non abbia a riuscir vana. La seconda citazione. Siamo sempre gli stessi gretti pregiudizi, agli errori medesimi. Ogni cura è data alla grande e nobile opera del convertire la patria in città teatro e città osteria, per chiamarvi il concorso precario corruttore dei forestieri. Pane e spettacoli gridavano sotto l'antico impero, adesso del pane non si danno gran briga, ma lode al vero vegliano dia e notte ad apprestare spettacoli. Infatti tombole fresche, serenate e baccanali non mancano, e chi si rechi a Venezia con aspirazioni romantiche per cercarvi le soavi malinconie, le paci raccolte, eccetera, eccetera, monti in gondola e vada a Torcello. Qui non c'è più chiari di luna, ma fuochi di bengala e carboni elettrici, non più il mesto canto del gondoliere, ma i 48 coristi e le 24 coriste del Gran Teatro, che incidono per le lagune su un vascello di linea, non più lo stridulo flauto o il lamentevole liuto, ma trombone e gran cassa, e che vada, e viva l'era baccante. 11 anni separano queste 2 citazioni, la prima del 1847, la seconda, tratta da un giornale d'opposizione, L'età presente, che tra censure e sequestri ebbe vita breve e stentata, è del 1858. Pochissimo tempo sul piano puramente cronologico, pochissimo tempo nella storia plurisecolare di Venezia, ma 2 tempi storici profondamente diversi dal punto di vista delle condizioni della città e del contesto generale, ma 2 tempi profondamente diversi soprattutto rispetto all'autorappresentazione, al modo in cui la classe dirigente, o chi aspira ad esserlo, guarda al futuro e di conseguenza opera per il futuro. Tra queste 2 epoche si colloca ovviamente lo spartiacque del 1848-49, che è spartiacque per Venezia, per l'Italia, per l'Europa. Dico subito che non potrò soffermarmi in modo specifico sul biennio rivoluzionario per evidenti ragioni di tempo all'interno di un intervento che deve essere molto più ampio, ma anche perché questo stesso pomeriggio è prevista una relazione dedicata nello specifico. La prima citazione, quella del 1847, quella che prefigurava un avvenire in cui le speranze si potessero realizzare, è tratta dal volume Venezia e le sue lagune, la ponderosa opera realizzata in occasione del 9° congresso scientifico italiano che nel settembre 1947 portò in città oltre 1000 uomini di cultura provenienti da tutti gli stati preunitari. L'intenzione, cito dalla prefazione, era quella di offrire agli scienziati venuti nella nostra città a tenervi il loro congresso la descrizione di quanto in essa va di più importante e curioso a sapere. La commissione studiò che ciascheduna materia fosse trattata da chi era tenuto dai meglio esperti, con che intese di presentare ad un tempo il prospetto quasi compiuto degli uomini che in fatto di scienza e di lettere più onorano al presente la città nostra. Non a caso tra gli autori troviamo figure illustri già all'epoca, ma destinate a diventarlo a breve ancor di più, come Agostino Sagredo e Daniele Manin. Come è stato giustamente sottolineato, per l'intellettualità veneta e italiana in genere si trattava di un evento, perché il clima in cui si svolge il congresso è una tappa decisiva dell'autoriconoscimento di un'elite nazionale, prima della rivoluzione della primavera successiva. La città si esibisce, calata nelle proprie glorie antiche, ma allo stesso tempo aperta al progresso, che prende a proprio simbolo il colossale ponte ferroviario translagunare che l'ha appena saldata alla terraferma e aperta a scambi più agevoli. Ad avere però diffidenza politica verso il culto cittadino di quel passato sono le autorità austriache, in particolare nel momento in cui questo passato è recuperato non in chiave nostalgica, ma in chiave anche proiettata verso il futuro, come paradigma utilizzabile anche prima. Questo slancio ottimistico verso il futuro, appunto, con cui i gruppi economicamente e culturalmente più dinamici annunciavano fiduciosamente la rinascita della città, si manifestava però proprio mentre si facevano sentire con pesantezza anche a Venezia le conseguenze della crisi europea del 1846-47
e l'incapacità del governo asburgico di far fronte alla situazione in modo efficace e tempestivo, allentando per esempio la morsa fiscale o mettendo in campo investimenti che contrastassero la disoccupazione, acuì il malcontento della borghesia e dei ceti popolari cittadini e contribuì a politicizzarne il disagio economico, indirizzandolo ovviamente in senso anti-austriaco. Fu anche questa saldatura sociale a determinare il successo della rivoluzione nelle giornate del marzo 1848. E attorno alla figura di Daniele Manin questa sorta di alleanza non venne veramente mai meno durante il lungo assedio. Qui questa commistione, questa sorta di alleanza sociale è ben rappresentata in questo celebre e bellissimo dipinto che fra l'altro è il frutto di un concorso queriniano degli anni 70. In quei mesi, nei mesi del lungo assedio, 48-49, dopo la riconquista austriaca della terraferma veneta che avviene molto presto, Venezia visse di certo una condizione di isolamento dovuto al blocco navale austriaco. Ma, come accadde per la Repubblica Romana, in quegli stessi frangenti, Venezia divenne per altri versi una calamita per uomini provenienti da ogni parte d'Italia desiderosi di sostenere la causa della libertà e sulle cui sorti di Venezia si proiettarono gli sguardi dell'Europa liberale e democratica. L'assedio ovviamente fu a dir poco dispendioso dal punto di vista economico, ma l'epilogo dell'esperienza rivoluzionaria determinò un profondo impoverimento anche da un altro punto di vista. Molti partirono in esilio, vediamo una rappresentazione della partenza dei proscritti, e non fecero più ritorno. Questo esodo depaupera Venezia di molte energie. Se tra coloro che se ne vanno ci sono diversi nobili e molti popolani, ci sono soprattutto moltissimi borghesi, e l'emigrazione contribuisce al mancato decollo della borghesia veneziana che, anche nella sua componente ebraica, aveva giocato con tanto coraggio e con tanto entusiasmo la carta del progresso anche politico nei 17 mesi di indipendenza. Nel settembre del 1849, quindi all'indomani del ritorno dell'Austria, una deputazione cittadina, composta tra gli altri dal patriarca Jacopo Monico e dal podestà Giovanni Correr, che era recata a Vienna non solo per fare atto dovuto di sudditanza a Francesco Giuseppe, ma anche per sollecitare senza successo misure urgenti per la soluzione dei drammatici problemi economici della città, aggravati dalla riduzione del Porto Franco, la franchigia di cui si era parlato all'inizio, alla sola isola di San Giorgio, misura decretata già il 27 agosto 49, quindi pochissimi giorni dopo il ritorno dell'Austria. Non fu certo l'unico provvedimento punitivo che l'Austria al suo ritorno adottò contro l'ostinata città che con la sua resistenza le aveva fatto perdere 30.000 uomini. Se il Porto Franco esteso a tutta la città fu ripristinato nel marzo del 51, conseguenze di più lungo periodo ebbero le proscrizioni, gli esili indotti e obbligati, di cui abbiamo appena parlato, le epurazioni spesso arbitrarie nella pubblica amministrazione e la perdita, fino al 1857, dello status ovviamente di co-capitale del Lombardo-Veneto a beneficio di Verona e il conseguente trasloco di apparati e uffici, le multe imposte alle famiglie più abbienti, che avevano manifestato maggior simpatia per la rivoluzione, che erano spesso i gruppi economicamente più intraprendenti, le vere e proprie ritorsioni verso una delle componenti più importanti della Venezia popolare, diciamo pure una delle aristocrazie della Venezia popolare, con un ossimoro, gli Arsenalotti, che erano stati responsabili dell'assassinio di Marinovic nel marzo del 48 e quindi avevano fatto da detonatore della ribellione della Marina. La tensione che si respirava all'Arsenale era altissima e raggiungeva talvolta punte di disperazione drammatica e violenta. In questo clima, nel dicembre del 49, per esempio, un ufficiale austriaco venne ucciso di nuovo da un lavorante esasperato che esibiva una sciarpa tricolore. Ancora una volta una commissione, diciamo, tra probabili insofferenze e rivendicazioni economiche e sentimenti anti-austriaci. In una città che nei 2 decenni successivi all'esperienza rivoluzionaria si riempì di 30.000 poveri e sottoccupati, con il ritorno degli austriaci, nei primi mesi, la media mensile degli esercenti che abbandonarono l'attività commerciale, questo è impressionante, raddoppiò rispetto ai dati relativi al 48-49. Un altro elemento che saltava agli occhi dei visitatori era la netta separazione degli spazi sociali tra i veneziani e il personale degli apparati asburgici. Alla sfera pubblica ufficiale si opponeva, e qui vedete delle immagini della presenza delle truppe austriache e della banda militare in piazza e in piazzetta, si opponeva fieramente il senso di appartenenza alla comunità locale e alla nazionalità italiana.
Nei 2 mesi che precedono la rivoluzione del 48 e poi in modo sistematico tra il 59 e il 66 si assiste a uno stillicidio di boicottaggi in pubblico contro gli austriaci e i luoghi che gli austriaci frequentano e contro anche chi è in qualche modo connivente con presenze che sono sentite come presenze estranee. Ci si astiene dai rituali mondani in segno di lutto collettivo, mentre nei luoghi di passeggio o dove è inevitabile l'incontro tra civili e militari avvengono frequenti provocazioni simboliche o tafferugli, tra questi ultimi la gioventù. L'interazione volontaria della vita di società serve a mostrare anomale e opprimenti le condizioni di vita della città. Ma qualcosa di simile era già accaduto prima della guerra del 59. Tra l'autunno del 49 e la primavera successiva si era registrato l'uso di scritte, cancellature, emblemi nazionali per coprire i simboli imperiali che talvolta venivano distrutti e rimossi. Nella sostanza non valse a molto, nella seconda metà degli anni 50, l'allentarsi della dura linea neoassolutista e il venir meno di una strategia puramente punitiva e repressiva, con la nomina del progressista arciduca Ferdinando Massimiliano, ovviamente progressista per i canoni dell'epoca, che successe a Radetzky, a governatore del Lombardo-Veneto. Il muro di diffidenza e ostilità era ormai difficile da abbattere, sia tra le classi abbienti di orientamento liberale, sia tra i settori popolari. Proprio durante la visita veneziana di Massimiliano e della sua consorte, il 22 marzo del 1857, ovviamente anniversario della rivoluzione, venne messo in atto da giovani di entrambi i sessi prima un ostentato movimento in piazza San Marco in memoria della ricorrenza e successivamente una sorta di sciopero del passeggio, all'apparire in pubblico della coppia imperiale. Un clima di sfida latente che suggerì ovviamente per quella sera alle autorità la chiusura dei teatri. Del resto, durante la notte precedente, a quanto pare ad opera dell'arsenalotto ancora una volta Fortunato Moro, 3 drappi cuciti assieme a formare una bandiera tricolore erano stati issati sullo stendardo al centro della piazza. D'altronde, e questo è un altro aspetto importante, nemmeno il concordato siglato con la Chiesa Cattolica nel 1955, con cui Vienna accettava in qualche modo di derogare alla sua tradizione giuseppinista, giovò molto alla solidità del consenso su cui il governo austriaco poteva contare. In effetti a Venezia, dalla rivoluzione in avanti, sulla spinta degli atteggiamenti maturati dal patriarca, le gerarchie ecclesiastiche si erano assestate su una linea intransigente talmente rigida da indurle a diffidare della capacità del governo asburgico di restaurare la società e di vigilare su società e cultura. Ormai per questi settori, cui si doveva tra l'altro l'azzeramento a Venezia del clero liberale, che era ancora invece diffuso nel resto della regione, l'unico sovrano in cui riconoscersi non era certo Francesco Giuseppe, ma Pio IX, il Papa Re. L'Austria era quindi da un lato troppo illiberale per alcuni settori, troppo illiberale e autoritaria, per altri settori, come abbiamo appena visto, era troppo poco reazionaria, quindi non poteva contare su una solida base di consenso organico. E in questo quadro di estraneità, se non di avversione diffusa, nella continuità di una sorta di obiezione sociale, che vanno inseriti e valutati i più eclatanti episodi conflittuali, le violenze, le cospirazioni, le condanne e le esecuzioni. Mi riferisco innanzitutto alla scoperta delle reti mazziniane, che attraverso i processi di Venezia e di Mantova nell'ottobre del 51 portarono all'impiccagione in Campo di Marte di Luigi Dottesio, ne vedete qui un ritratto, cui fra l'altro l'inefficienza dello strumento e l'imperizia del boia procurarono una lunga agonia sul patibolo. E nel dicembre del 52 la morte sugli spalti di Belfiore dei veneziani di nascita o di adozione Bernardo Canal, Angelo Scarsellini e Giovanni Zambelli, uomini che avevano già vissuto l'esperienza della rivoluzione. Infine, nella loro evidenza non più individuale ma collettiva, gli assembramenti a San Marco e nei dintorni della piazza il 14 giugno del 59, durante la seconda guerra d'indipendenza, con i proclami ufficiali stracciati e l'apparire del tricolore a una finestra, a cui rispose il fuoco della truppa sulla popolazione, in seguito al quale 2 persone, tra cui lo studente Luigi Scolari, che poi in epoca dei primissimi anni postunitari venne dedicata a questa lapide, persero la vita. Dopo l'armistizio di Villafranca e poi la nascita del Regno d'Italia si accentuò ulteriormente la diffusa riprovazione sociale nei confronti di forme di collaborazione con chi era considerato l'occupante, che rese sempre più difficile anche solo accettare incarichi nelle congregazioni municipali e che sfociò nella primavera del 1861 nel clamoroso fallimento delle consultazioni per il Consiglio dell'Impero, nel quale, per mancata elezione o per mancata accettazione della nomina, non sedette alcun veneto. Fu
l'esito di un vero e proprio boicottaggio messo in atto dalle classi dirigenti locali, veneziane e regionali, che trovavano sempre meno opportuno, sempre meno conveniente esercitare la propria leadership sociale in modi e ruoli istituzionali stabiliti da Vienna. D'altronde, nella fase tra il 1859 e il 1866, la prospettiva delle soluzioni praticabili si restrinse progressivamente, come è chiaro, anche perché l'unione della Lombardia al Regno di Sardegna e poi la nascita del Regno d'Italia determinarono l'affermarsi di un nuovo e più forte punto di riferimento politico, che non era più il semplice Piemonte, ma era appunto lo Stato del Regno d'Italia. Modello e riferimento alternativo allo Stato asburgico. Del resto, uno sguardo alle pagine della governativa Gazzetta Ufficiale di Venezia tra il 1858 e il 1859 e gli anni successivi rivela la battaglia di retroguardia cui ormai la stessa Vienna si stava rassegnando. L'unione tra il Veneto e l'Austria veniva legittimata in nome di un tradizionalismo un po' fuori dal tempo, cui faceva da puntello una rappresentazione antropologica dei veneti che ne valorizzava la mitezza, la laboriosità, la religiosità, l'amore per l'ordine sociale, la diffidenza ai cambiamenti. Mentre si voleva in quelle pagine dare a intendere che nel resto della penisola si stesse affermando una sorta di mondo alla rovescia, il ruolo che si attribuiva a Venezia, definita letteralmente città delle feste, era sostanzialmente quello di uno sfondo museale, che avrebbe potuto aspirare solamente ad una moderata prosperità economica priva di eccessive ambizioni, e che doveva nutrirsi di turismo e di montanità, il cui indotto poteva beneficiare anche gli strati più umili, relegati però al ruolo di comparse o ad una funzione puramente folcloristica. Passiamo ad aspetti, ad alcuni accenni di quadro economico che danno un altro elemento importante. Come ha ricordato Adolfo Bernardello, e mi avvio a concludere, nel cinquantenario austriaco le forze produttive cittadine, seguendo un percorso congiunturale che alterna a brevi periodi di crescita, non transitorie fasi di stasi e anche di arretramento, affrontano il difficile cammino sulla strada della modernizzazione. Diventata Venezia un porto marginale nello stesso Mediterraneo, per ragioni geopolitiche e prevalentemente uno scalo di transito, appunto la città, lentamente appunto tramontate le persistenti illusioni di un ritorno ad un ruolo primario, l'intermediazione tra il Levante e i paesi dell'Europa centro-settentrionale, si avvia obbligatoriamente a diventare semplicemente il terminale marittimo del traffico regionale e interregionale. E questa una fase tormentata alla ricerca di un ruolo fra il nuovo che avanza e il vecchio che non muore, all'interno di un Veneto essenzialmente agricolo e della confinante regione lombarda, affinché il Veneto rimane unito alla Lombardia, orientata per gli scambi verso il più conveniente porto genovese. Per di più, ambedue, Lombardia e Veneto, parte di un grande mercato sovranazionale come la monarchia austriaca, che era a sua volta collocata in una posizione secondaria, non certo di primo piano, rispetto alla mappa dello sviluppo economico europeo. La guerra del 59 e il distacco dalla Lombardia dettero un colpo durissimo all'economia veneziana, e in particolare al porto. Inoltre nel 59 fu imposto dal governo austriaco un altro prestito forzoso dopo quelli già chiesti nel 50 e nel 54, sollevando le accese proteste della Camera di Commercio. Oltretutto permanevano ancora i malumori per l'introduzione nel 51 dell'imposta sulla rendita, la ricchezza mobile, e il malcontento si estese ancora di più nel 62 a causa di un aumento dell'equivalente d'imposta in presenza invece di una grande caduta del movimento commerciale. E sembra si possa, da tutti questi elementi, sottoscrivere e confermare l'opinione secondo cui nel 66, alla vigilia dell'Unione al Regno d'Italia, si era raggiunto a Venezia il punto più oscuro della vita economica e sociale degli ultimi 50 anni. Siamo arrivati così al 1866, questa è una riproduzione del proclama da parte di Sebastiano Tecchio dei risultati del plebiscito, del 66 nella sala di Palazzo Ducale. Venezia, come abbiamo appena sentito, arriva al 66 in una situazione economicamente complicata. Qui vediamo un altro avvenimento di quegli anni, il ritorno delle ceneri di Daniele Manin dalla Francia e la relativa cerimonia in piazza San Marco. Qui vedete invece immagini della Venezia popolare di quegli anni. Arriva dunque al 66 Venezia in una situazione economicamente complicata, con grosse sacche di povertà, come si può intuire anche da queste immagini, una condizione di marginalità, di isolamento, di depressione, come è stato già definito giustamente, anche culturale,
con oltretutto un problema di qualità e di levatura della classe dirigente, anche perché non c'è la possibilità, nel caso di Manin è eclatante, e talvolta però non c'è la volontà di recuperare la classe dirigente quarantottesca, che al di là delle opzioni politiche era una classe dirigente di alto livello. Su tutti questi aspetti, la Fondazione Querini, nei suoi lunghi decenni di vita, ha dato il suo contributo come luogo di confronto, di elaborazione, ma anche, fin dalle sue origini testamentarie, e mi riferisco soprattutto alla proiezione sociale, come strumento di intervento. Grazie. Grazie. Allora, in questo clima, in questa Venezia, Cristina Celegon, funzionario responsabile dei servizi di biblioteca e coordinatrice dei progetti e delle attività per i 150 anni, cercherà di tracciare un ritratto, di tracciare il profilo di Giovanni Querini Stampaglia. Impresa ardua, per la ritrosia a mostrarsi e a lasciare tracce troppo personali di quest'uomo arguto, curioso, colto e quasi però impenetrabile. Cristina. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie direttore. Metti un po' più vicino. Speriamo, sì, io mi devo avvicinare. Sì. Allora, Giovanni Querini Stampaglia, come è stato già ricordato, nasce il 5 maggio 1799 a Venezia, 2 anni dopo la caduta della Serenissima Repubblica. Il clima culturale e sociale, ce l'ha appena ricordato la dottoressa Cecchinato, nel quale egli cresce, accanto alla sorella Caterina, vede grandi cambiamenti nello status delle famiglie nobili veneziane, non più patrizie dopo la caduta della Serenissima, spogliate del contesto politico e sociale che le aveva legate al destino collettivo della Repubblica, non più così abbienti, obbligate a ridentificarsi in sistemi statuali di estranea identità. Queste trasformazioni profonde della società veneziana hanno sicuramente avuto una parte importante anche nella costituzione della personalità di Giovanni. Dell'adolescenza di Giovanni Querini, i documenti conservati nel nostro archivio ci restituiscono ben poche notizie, e da qui la difficoltà di aver cercato di ricostruire questa figura, questo strano personaggio. Salvo qualche breve periodo, ad esempio tra il 1809 e il 1813, quando tutta la famiglia segue il padre di Giovanni Alvise a Bologna, che era stato lì nominato consigliere e prefetto del Dipartimento del Reno, e dopo il periodo che Giovanni trascorre a Milano, sia durante il periodo universitario che nel primo decennio del XX, normalmente egli vive a Venezia nel palazzo di Santa Maria Formosa con la madre Maria e la sorella Caterina. Il padre Alvise sarà spesso fuori casa, sia perché ricopriva importanti incarichi per il governo, per il Regno d'Italia prima e poi per il governo austriaco, sia perché indaffarato a seguire la tenuta delle terre fuori Venezia. Giovanni è un giovane curioso e uno studente brillante che frequenta l'Imperial Regio Convitto di Venezia, l'odierno Liceo Foscarini, che fu fondato nel 1807. E lì ottiene ottimi risultati, testimoniati anche da importanti premi e attestati di merito. Approfondisce molte discipline, impara il latino e il greco, studia la letteratura, si cimenterà anche in alcune composizioni che di lui conserviamo. Ma anche la storia naturale, la botanica e le scienze sono delle sue passioni. Si appassiona anche alla storia dell'arte e si diletta nel disegno artistico e nella pittura, ma di queste passioni non abbiamo traccia, quindi non possiamo sapere se avesse poi in realtà talento in queste discipline artistiche. Con alcuni insegnanti stringe una profonda amicizia, intrattenendo anche una fitta corrispondenza, ad esempio con Giuseppe Busi, che fu suo docente nel periodo bolognese e il cui rapporto epistolare va dal 1813 al 1821, ma ancora con Jacopo Violin, con Angelo Zendrini, con Adolfo Unger, tutti i suoi insegnanti presso il liceo di Santa Caterina.
lettore onnivoro che il padre limita nelle richieste di acquisto di libri costosi, talvolta rari. Nel 1817 inizia a frequentare l'università a Padova. A Padova si laureerà in legge nel 1820. L'amore per gli studi in genere, soprattutto quelli di carattere scientifico, e l'interesse per le innovazioni e gli esperimenti lo accompagnano per tutta la durata della sua esistenza. Uniche distrazioni in questo periodo giovanile saranno la scherma e l'equitazione. Come asseriva nelle lettere, non amava andare a teatro. I rapporti di Giovanni con i genitori saranno sempre segnati da distanze, derivate sicuramente dai caratteri individuali, ma anche dalle mutate circostanze storiche e sociali. Giovanni è un giovane indipendente, cocciuto e determinato, figlio dei cambiamenti sociali e morali del suo tempo. I genitori ne rappresentano invece ancora i valori e i costumi rispetto ad un mondo che si è dissolto. Se verso il padre dimostra affetto e rispetto, più tese e difficili sono e saranno le relazioni con la madre, vera amministratrice dei beni di famiglia, ma anche amministratrice delle regole morali che regolavano la famiglia. Ma di questi interni domestici e così affettivi darà conto in maniera più approfondita Angela Munari, che presenterà la pubblicazione appunto che oggi presentiamo sull'epistolario di famiglia. C'è un altro breve carteggio, però solo proprio breve, una decina di lettere, che svela un altro Giovanni, e si tratta della corrispondenza che lui ebbe con Isabella Teotocchi Albrizzi nel periodo che va dal 1826 al 1828. Le lettere di Giovanni sono conservate presso la Biblioteca Civica di Verona nell'ampio archivio Albrizzi, le seconde invece sono nella nostra biblioteca, raccolte in 2 codici manoscritti che raccolgono appunto lettere, biglietti, autografi di amici più o meno famosi, conoscenti, personaggi e celebrità del periodo a lui indirizzate o da lui acquistate, così come raccontava proprio a Isabella Teotocchi Albrizzi nel 1826 dicendo: «Ecco, voglio fare una raccolta di lettere di donne viventi celebri ed in cima di tutte metto quelle della contessa Albrizzi, e chi me lo vieterà? Anche al tempo del caro si pubblicarono le sue lettere lui vivente, e perché non potrò rinnovare questa bella costumanza?» Questo è Giovanni dell'epistolario con Isabella Teotocchi Albrizzi. In quel periodo Giovanni si trova a Milano presso il padre, mentre Isabella è a Venezia nella sua casa di San Moisè. Giovanni si sta avvicinando alla trentina, Isabella ha da tempo passato i 60 anni, ma come la descrivono le cronache e i biografi del tempo, è ancora bella ed è ancora una delle prime donne della città di Venezia. La natura di questo epistolario svela un rapporto amichevole, quasi affettuoso. In una delle lettere inviate al padre, Giovanni cita fra i suoi compagni di studi padovani proprio quel Giuseppino Albrizzi, l'amatissimo figlio di Isabella, di 1 anno più giovane del nostro fondatore. Le famiglie si conoscono e si frequentano. Alvise Querini è sempre ricordato da Isabella nelle chiuse delle sue epistole indirizzate a Giovanni, e Caterina Querini Polcastro, sappiamo, frequenta Villa Albrizzi sul Terraglio fino a quasi alla morte di Isabella, che avverrà nel 1836. Il tono, l'affabilità, una sorta di bonaria ironia con cui Isabella apostrofa Zanetto fanno pensare ad una certa confidenza. L'atteggiamento dell'Albrizzi passa dai modi che potrebbero essere quelli quasi di una lontana parente ai modi usuali del salotto, ricchi di cenni ad amicizie comuni, alla vita mondana di queste 2 città, Venezia e Milano, capitali del costituito lombardo-veneto. E su questo registro Giovanni risponde. E il ritratto di questo giovane, dal carattere non certo morbido, come si evince dalle lettere giovanili, nelle quali compare la precoce istanza di autonomia economica ed affettiva, nel carteggio albriziano invece si fa più spensierato, ironico e salottiero, perché del famoso salotto di Isabella, negli anni almeno della corrispondenza, Giovanni sembra far parte. Se in una sua lettera leggiamo: «E mi dispiace assai di non poter essere in un angolo della sua stanza a godere della sua società la sera, ma ci vuole pazienza». E poi che succede? Dalla data dell'ultima lettera di Giovanni, del 14 luglio del 1828, non si riesce a ricostruire più
questi spezzoni, no? Nell'archivio di famiglia che lo riguardano. Non si riesce a ricostruire più il proseguo del loro rapporto, se proseguo vi sia stato. Nelle buste dell'archivio di famiglia vi sono debolissime tracce che confermano la già citata presenza di Caterina presso l'Albrizzi, ma non quella di Giovanni. Queste tracce sono di solito le richieste di predisporre la carrozza a Mestre per Caterina, che arrivava invece da Loreggia o da Padova, in modo che lei potesse raggiungere l'Albrizzi nella sua villa del Terraglio. Scusate. Così come non ci sono tracce attribuibili ad un'amicizia con Giuseppino Albrizzi che durasse anche dopo la morte della madre. Dell'Albrizzi Giovanni conserva solo 3 letterine risalenti al periodo in cui Giovanni era a Milano e nelle quali Giuseppino Albrizzi gli chiedeva in realtà di fargli delle commissioni, stampare dei biglietti da visita, cose che probabilmente a Milano potevano essere fatte in un modo diverso rispetto a Venezia. E qui cessano perlomeno le notizie, le fonti di questo rapporto. In questi stessi anni Giovanni intensifica i suoi interessi scientifici con l'acquisto di riviste e di edizioni specializzate per le sue ricerche di fisica e chimica. Proprio nel 1828 ordina ad Angelo Belloni, un costruttore milanese di strumenti scientifici, varie decine di termometri e barometri portatili che utilizza anche come inconsueti omaggi per gli amici. Incrementa le collezioni di storia naturale della biblioteca di famiglia, continua ad amare i cavalli. Le terre e la seta, la grande passione imprenditoriale di Giovanni. Nel 1829, trentenne, Giovanni diventa erede dello zio Gerolamo Querini, che lascia al nipote un cospicuo patrimonio agricolo e tra gli immobili anche quella villa Querini a Mestre, fatta costruire dal nonno Andrea a metà Settecento, luogo di svago, ma che diviene centro amministrativo dei beni della terraferma veneziana. Di questa proprietà Giovanni si occupa a tempo pieno, curandone tutti gli aspetti organizzativi e gestionali, supportato dall'agente Giuseppe Lucetti prima, a cui succederà il figlio Giovanni Battista, l'uomo di cui Querini si fiderà in maniera totale per i suoi affari, colui che lo sostituirà e lo rappresenterà negli ultimi anni negli incarichi di terraferma, colui che chiama amico in molta della quasi quotidiana corrispondenza che ha con lui e che nominerà poi nella triade a cui affida la curatela della Costituenda Fondazione. Nel 1834 muore il padre, nel 1849 toccherà alla madre e questa ultima data sancisce l'effettiva entrata in possesso di tutti i beni di famiglia. Altre eredità incrementeranno il patrimonio del conte, da quella dello zio materno Gaspare Lippomano a quella della sorella Caterina, che morirà qualche mese prima di lui. Gettiamo uno sguardo, proviamo a immaginare la cartina geografica che quindi in questo momento si va componendo relativamente ai beni che Giovanni Querini ha disseminati nella regione del Veneto. Tra le aziende agricole provenienti dall'Ascito di Albise Querini spiccano quella di Albaredo e del Giaion nel Veronese, acquistate dalla famiglia già tra il XVI e il XVII secolo. In quella tenuta, nella tenuta dei Giaion, i Querini avevano sperimentato fra i primi in Italia la coltura del riso. Giovanni ne mantiene la produzione, ma per gli altri terreni vallivi, sempre in quell'area, preferisce attuare lavori di prosciugamento e di bonifica e renderli quindi produttivi ad altre colture. Dall'asse lippomano giungono alcuni fondi che erano stati addirittura dei Dolfin e vasti terreni nel Trevigiano, nel Padovano e nel Milanese appartenuti direttamente ai Lippomano. E con la morte dello zio Gaspare, come dicevo prima, Giovanni incamera anche i beni di Cavarzere, ridotti ormai a paludi ed acquitrini. Su questi terreni interviene con imponenti opere di bonifica, grazie all'impiego di nuove macchine a vapore, ed in breve tempo li trasforma anch'essi in narrativi. La scomparsa della sorella, nel marzo del 69, gli conferisce lo status di erede universale e gli porta la villa di Loreggia e altri terreni del Padovano. La disseminazione è notevole.
Ma sin dal 1830, quando egli diviene effettivamente padrone dei beni dello zio Querini, Giovanni inizia a occuparsi seriamente dell'amministrazione del patrimonio agricolo e immobiliare, in modo avveduto e innovativo, sia dal punto di vista contabile che da quello imprenditoriale. Una dimensione che coniuga competenze legali, studi appassionati e fine intelligenza e che lo vede protagonista di ogni singolo aspetto della conduzione economica dei suoi affari. Ne riassume in realtà le azioni proprio Agostino Sagredo nella commemorazione che tenne a pochi giorni dalla sua morte. Ridusse a perfezione la sua risaia del Giaion, nei tenimenti di Campo di Pietra, di Mestre e di Monticella. Spinse al possibile la coltura del gelso e arrivò a tale da mantenere con i propri bozzoli la sua ricca filatura di seta a Campo di Pietra. Per la sericoltura aveva vera passione e la seta del Querini fu tanto perfetta da ottenerle lode e pubblici premi. La struttura organizzativa che Giovanni eredita dal padre Alvise e poi dalla gestione della madre è suddivisa in agenzie territoriali, amministrate da altrettanti agenti, cioè uomini di fiducia che si occupano della riscossione degli affitti, della vendita dei prodotti, della gestione degli affittuari e delle maestranze che sono impiegate. Per ogni agenzia vi è una contabilità specifica, a partita semplice, i cosiddetti giornali, che questi agenti ogni mese dovevano far pervenire però all'agente generale, il Lucetti famoso, da molto tempo appunto membro della famiglia. Questo agente generale provvedeva a controllare la regolarità di queste scritture e a farle pervenire poi complessivamente al padrone a Venezia. Dalla corrispondenza con Lucetti nel gennaio del 1850, siamo un anno prima dell'Esposizione Universale di Londra. Poco dopo la morte della madre, sappiamo di una riorganizzazione amministrativa generale dei beni che Giovanni ritiene necessario avviare, mettendo mano alla redazione delle scritture contabili e alla struttura territoriale delle agenzie, agendo per esempio con accorpamenti di alcune località che prima erano più frammentarie e che lui raccoglie per vicinanza territoriale o per similitudini di coltivazione. Questa azione è rivolta soprattutto a Campo di Pietra, dove i conti non gli tornano. Chiede i quaderni dell'anno precedente, poi ancora più a ritroso. Chiede ragione della cassa speciale che la madre aveva istituito per Faè. E tutto questo ordine, scrive a Lucetti, deve essere fatto per i soldi e per i beni, prima che la pretura chieda l'inventario per l'eredità. Ancora a marzo e a settembre dello stesso anno, e sempre su Campo di Pietra, Giovanni scrive: una confusione grandissima, partite non sommate, partite poste 3 volte, partite omesse, generi e denari non nelle rispettive finche, non documenti in regola. Non mi immaginava mai un disordine simile. Questo è l'atteggiamento del conte Querini nella gestione dei suoi beni. Campo di Pietra è la filanda per eccellenza, quell'attività che accanto alle fornaci di Dese e di Favaro costituisce l'attività imprenditoriale del Querini, condotta in maniera così innovativa, appunto, come ricordava Sagredo, da ricevere un premio all'Esposizione Universale del 1851, solo un anno dopo, appunto, di questa grande ristrutturazione che egli fa dei suoi beni. Scrive Giovanni a Lucetti da Londra: ad ogni modo, siccome la mia filanda non può competere con nessun'altra per numero di fornelli, voglio che superi le altre per scieltezza e bellezza di prodotto. Questo in gran parte dipende dalla bravura delle donne. Così, se l'anno venturo la signora Morandina, la direttrice, me ne trovasse di veramente brave, loro darei benissimo qualche soldo di più al giorno, anche perché sarebbero una scuola a quelle di Campo di Pietra. Domandandosi poi quali fossero stati i motivi che avevano spinto i giudici ad assegnargli il premio, continua, questa volta da Parigi dove si è spostato, e dice: la mia seta già non ha in sé nulla di singolare, se non per il luogo dove fu fatta, motivo per cui la mandai. Per verità, il giorno della premiazione ero a Londra, quando vennero appunto proclamati i nomi dei premiati, ma non capisco l'inglese, quel giorno pioveva, non aveva nessuna speranza di aver nulla in proposito, quindi rimasi a casa.
Capisco che questo fatto però sarà soggetto di invidia, perché le medaglie assegnate furono poche. La mia seta premiata era bella, di prima qualità, in 3 galette ben lavorata e faceva buonissima figura. Credo però di aver avuto la medaglia perché dimostrai essere falsa la credenza esistente in commercio che le province di Venezia e di Treviso diano sete di mediocre qualità. Il mio merito consiste nella prova data col certificato della Deputazione di Salgareda del luogo dove la seta fu fatta e dei bozzoli da cui fu tratta e nell'avviso con cui spiegai il fatto. Il personale della filanda di Campo di Pietra era costituito da maestranze stagionali femminili. Una direttrice si occupa del reclutamento delle maestre, che molto spesso vengono da fuori, specialmente dai luoghi d'origine stessa delle direttrici. Anche le direttrici cambiano negli anni. E poi dal gruppo delle operaie, le menaresse, che Giovanni indica: se posso, voglio cercare di trovarle di Campo di Pietra e dintorni, che vadano a casa alla seta. Ma della seta Giovanni aveva iniziato a interessarsi molto, molto presto. Infatti già in una lettera del 1828 indirizzata a Isacco Treves chiede a lui notizie sul commercio di questo prodotto, indicazioni delle ditte italiane e straniere che ne facevano appunto produzione. E nei suoi viaggi non manca di visitare e di prendere conoscenza di altre realtà produttive. Per esempio nel 1850 a Milano dice: voglio vedere gli edifici che si usano qui per la seta, i migliori, e le macchine che risparmiano le menaresse. Tutto sta per vedere se posso applicarle nella mia filanda. Giovanni Querini è consapevole che per ben amministrare il suo patrimonio non basta porre attenzione all'innovazione, alla buona conduzione economica, alle maestranze scelte e istruite. Egli comprende la necessità di avere un ruolo politico strategico nella gestione dei territori dove sono situate le sue agenzie agricole. Per questo motivo si fa eleggere nei consigli comunali di Venezia, Mestre, Fabaro, Dese, Campo di Pietra, Cavarzere. E nel dicembre del 1866, a 2 mesi appunto dal plebiscito che annetteva il Veneto al Regno d'Italia, egli ribadisce a Lucetti: se si tratterà della scelta di un consigliere provinciale, nomineranno tutti, fuori di me. Io non posso accettare che di essere consigliere provinciale, perché le unioni si fanno a Venezia. E se mi nomineranno io accetterò, tanto più che all'incirca è quello che era stato fatto sotto il cessato governo. E mi farebbe piacere, perché sarei informato delle imposte e dell'operato dei municipi dove ho i miei beni. Giovanni ama però anche viaggiare in Italia e all'estero, e le partecipazioni alle esposizioni universali 1851 Londra, 1855 Parigi, 1867 ancora Parigi, sono però occasioni per strutturare itinerari più ampi. Nell'autunno del 50 egli infatti programma un viaggio nella penisola che prevede soggiorni a Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nel 1851 la sua seta, l'ho appena ricordato, concorre all'esposizione di Londra, ed ecco che l'itinerario che Giovanni prevede per quell'occasione partirà da Venezia, arriverà a Milano, procederà per Lucerna e Basilea e poi da lì prevede di arrivare a Londra solo alla metà di settembre. Sappiamo appunto del viaggio a Parigi nel 1955 e lo farà con la sorella Caterina. Nel settembre del 1862 da Vienna annuncia un viaggio a Monaco, Strasburgo, Lione, dove va appositamente, anche in quella occasione, a visitare gli stabilimenti e i depositi per la produzione della seta. Poi si reca a Marsiglia, utilizzando la ferrovia francese. A Marsiglia si imbarca per Civitavecchia, procede fino a Roma e da lì a Napoli, che descrive clima mite, arance e cedri bellissimi, però gran bel paese, gran belle viste, e sono molto contento di essere qui capitato.
I lunghi viaggi però finiscono con l'esposizione universale del 1867. Anche in questo caso Giovanni aveva previsto un itinerario più lungo, ma in realtà lo accorcia e rientra molto prima a Venezia. È Carlo Meneguzzi, il suo domestico, che scrive a Lucetti: in quanto al nostro ritorno a Venezia, le dirò che il conte padrone ha mutato pensiero e non andrà per quest'anno né a Berlino né a Bruxelles, siccome aveva progettato di andarvi. Giovanni comincia a soffrire effettivamente di problemi di salute che ne impediscono, ne limitano la curiosità e la voglia di continuare a studiare e a documentarsi. È stato già ricordato prima e lo ha ricordato anche la dottoressa Cecchinato. La situazione della città di Venezia in questo momento, in questi anni, è una situazione di difficoltà e povertà del suo popolo, della sua gente. Querini, come consuetudine del suo tempo, è un uomo prodigo nell'elargire denari ed elemosina alle parrocchie di San Zaccaria e Santa Maria Formosa, le due parrocchie a lui vicine al palazzo, per le esigenze che i parroci avevano in quel periodo nell'occuparsi dei bisognosi e dei poveri che afferivano alle loro comunità religiose. Ma Giovanni Querini va oltre. Di salute appunto cagionevole fin da ragazzo, soggetto a febbre ed infreddature, Giovanni riserva un'attenzione particolare ai progressi scientifici applicati alla medicina. Nei suoi viaggi all'estero non manca di acquistare medicinali, per lo più costosi e di difficile reperibilità in città, ma anche macchine e strumenti scientifici innovativi, come ad esempio l'idrofero o idroforo, inventato da Mathieu de la Drôme per la cura delle malattie della pelle, oppure l'apparecchio magnetoelettrico di Duchenne de Boulogne, ancora un microscopio elettrico di cui fa dono all'ospedale di Venezia attraverso l'amico, il dottor Namias, per la cura di tutti i malati. Ingenti sono anche le somme di denaro che gli destina alla costruzione di ospizi e stabilimenti per i bagni marini per la cura dei bimbi scrofolosi, cioè quei bimbi che erano affetti da una forma di infezione tubercolare che era localizzata nell'area del collo. La sua attenzione al benessere e al progresso della società civile non dimentica però i giovani e nel suo testamento, come ha ricordato Marigusta Lazzari, lascia particolari disposizioni quinquennali per premi dotali a fanciulle da marito e per borse di studio destinate a giovinetti poveri ma d'ingegno. Della sua presenza nei due importanti istituti culturali cittadini, Ateneo Veneto e Istituto Veneto, avremo modo di sentire attraverso gli interventi che seguiranno. Ma sempre dalla commemorazione di Agostino Sagredo, Giovanni Querini è descritto come ottimo cittadino e veramente cittadino italiano. Per obbedienza filiale non poté però ricusare un'onorificenza straniera. Sagredo si riferisce alla nomina a ciambellano imperiale conferitagli nel 1838, occasione nella quale lui e la sorella Caterina fecero un travagliato viaggio a Milano. Dalla lettera che Giovanni scrive il 13 aprile del 1848 appare però un atteggiamento diverso. 13 aprile 1848. Io non sono più conte, perché in una repubblica non vi sono più titoli, quindi non più stampaglia, che è un predicato aggiunto al titolo di conte. Il mio indirizzo è ora semplicemente al cittadino Giovanni Querini del Fu Albise, al più, se volete, la qualifica personale dottore in legge, che non può esservi tolta. Dopo 15 mesi di Repubblica Veneziana, il 3 agosto del 1849 avvenne il saccheggio di Palazzo Querini. Quali poi siano stati i sentimenti del conte nei confronti del fatti invece del 1866 che portano all'annessione di Venezia e del Veneto al Regno d'Italia, possiamo leggerlo attraverso le righe di queste brevi frasi scambiate in quel periodo con il Lucetti. Il 22 maggio scrive: non è quindi più il caso di spedirmi i denari a Venezia. Sto qui il più che posso, ma prima che si chiuda il blocco vengo a Mestre
e non voglio restare a Venezia chiuso in gabbia. Se si potesse trovare poi 2 camere a Padova o un piccolo appartamento in affitto, lo prenderei volentieri. Ma il 3 ottobre è già a Milano. E da lì scrive: speditemi la posta a Firenze, dove sto per spostarmi. La corrispondenza da Firenze l'abbiamo fino al 10 di ottobre. Il 9 di ottobre, appunto poco prima di partire da Firenze, scrive ancora: vi prego di avvisarmi quando gli italiani avranno preso possesso di Venezia e partiti gli austriaci. Tenetemi anche informato sullo stato dei colerosi a Venezia e a Padova, per quanto potete saperne. Vi includo come al solito una lettera per il signor De Marca. Il signor De Marca era l'agente di Giovanni a Venezia. Perché non mi costano ancora libere le comunicazioni con Venezia. Avvisatemi quando lo saranno e così se il colera diminuisce a Venezia o se esiste a Mestre. Quindi è molto attento a quello che sta succedendo, pur tenendosi in disparte. Prende atto quindi dei mutati assetti, perché il 31 ottobre avvisa che la sorella Caterina verrà ad alloggiare a Venezia per il periodo della venuta del re, di Vittorio Emanuele, prevista in città. Quindi prende atto dei mutati assetti politici, si predispone a continuare però la sua esistenza e a condurre i suoi affari. Con il finire del 1867, e sto concludendo, le condizioni di salute del conte padrone iniziano a peggiorare. Gotta e problemi agli occhi già lo affliggevano in precedenza e per questa malattia, approfittando di uno dei 2 viaggi a Parigi, fa un consulto medico di cui dà conto sempre a Lucetti e soprattutto dà conto del fatto che le risposte che gli furono date dai medici parigini non cambiarono la sua situazione fisica. Giovanni rimane lucidissimo e la corrispondenza con il suo agente generale è quasi quotidiana, è al corrente di ogni questione legata alle sue produzioni, alla sua seta, si occupa delle questioni legali e continua a riporre una grande fiducia nel suo uomo. Ma verso la fine del 1868 comunica che non ha più voglia di spostarsi. Non ce la fa più a spostarsi a Cavarzere, né a Campo di Pietra, né a Mestre e quindi lascia sempre di più la gestione diretta di questi beni al suo agente. Dalla fine di novembre è De Marca, l'agente di Venezia, che inizia a scrivere a Lucetti, tenendolo aggiornato pressoché quotidianamente dello stato di salute di Giovanni, che si sta deteriorando e che sta via via peggiorando, fino a quando appunto il 25 maggio dell'anno successivo, 1869, Giovanni Querini Stampaglia muore. Questa è la diagnosi della sua malattia che ne fece Namias sempre nella commemorazione. Il conte Giovanni, riportata ovviamente da Sagredo, il conte Giovanni aveva un'straordinaria suscettibilità nervea. Avanzando l'età crebbe in lui l'amore alla solitudine, quindi l'inazione e la pinguedine. Gli si ammalarono le arterie, principalmente la grande, come suole accadere nei vecchi, e nuovi ostacoli sopraggiunsero alla circolazione sanguigna, la cui difficoltà arrecava gli ambasce precordiali e respirative. Negli ultimi giorni della sua vita si turbarono maggiormente queste ultime funzioni e con disordini nervei consecutivi alle offese vascolari quella preziosa vita si estinse. 6 mesi dopo la mia morte, l'ha ricordato il direttore, biblioteca, galleria, medagliere, oggetti d'arte posti nel mio palazzo di San Zaccaria diventeranno d'uso pubblico. Una terza parte della mia rendita annua verrà impiegata in questa gratuita istituzione. Uso pubblico, gratuita istituzione era la visione di Giovanni Querini Stampaglia e l'istituzione della fondazione, che porta il suo nome, costituisce la sua personale sfida al futuro. Grazie.
questo Giovanni. Giorgio Busetto, già direttore della Fondazione Querini Stampalia per 20 anni, direttore dell'ASAC, ora direttore della Fondazione Ugo e Olga Levi e docente di management delle istituzioni culturali a Ca' Foscari, ci introduce ad un periodo e ad un avvenimento particolare nella vita di Giovanni Querini, di cui abbiamo ancora traccia tangibile oggi in alcune opere presenti e conservate in museo. Giorgio. Grazie. Sì. Allora, il problema storiografico del saccheggio di Palazzo Querini Stampalia del 3 agosto del 1849, quindi avvenuto nell'imminenza della capitolazione definitiva. Rammento che il 2 aprile l'Assemblea aveva decretato la resistenza ad ogni costo, resistenza che appariva peraltro insensata, da una parte in presenza del blocco navale e del blocco di terra e delle operazioni che hanno fatto gli austriaci per affamare la città oltre che per bombardarla, e che appariva insensata anche perché non c'erano riferimenti. Quando c'è la capitolazione del Piemonte e gli austriaci firmano la pace col Piemonte, per segnalare questo evento alla città e quindi per dare conto della inutilità di proseguire nella resistenza, gli austriaci esplodono 101 colpi di cannone, quindi è un monito significativo. Ora, dicevo, dal punto di vista storiografico, mi pare che l'inquadramento di carattere generale l'ha già dato Ginsburg nel suo bel saggio del 2007 su Manin e la rivoluzione del 48-49. Quindi io leggerei un passaggio di quel testo. Un gruppo diretto dal patriarca Monico e da un piccolo numero di nobili rimasti a Venezia si impegnò ora attivamente in una campagna a favore della resa. Il 2 agosto Girolamo Dandolo redasse una petizione a favore della resa e dopo averla fatta firmare a numerosi altri nobili, ottenne da Manin il permesso di sottoporla all'Assemblea. Ma l'Assemblea non la discusse mai. La mattina del 3 agosto, infatti, diffusasi rapidamente la voce che il patriarca sosteneva la necessità della capitolazione, una grande folla composta da soldati, guardie civiche e poveri attaccò il palazzo Querini Stampalia, in cui abitava il prelato. Mi pare che, ecco, qui c'è la proiezione alle mie spalle del dipinto di Luigi Rossi, che è stato commissionato dal conte Giovanni, e in cui si vede in alto, sotto le finestre del terzo piano, si vede lo stemma del Monico, che era arrivato a Venezia nel 27 e aveva direttamente preso possesso di Palazzo Querini, del secondo piano di Palazzo Querini. E uno dei testimoni più interessanti di tutto quanto quello che avveniva in città è il Ciconia. Una parte delle sue testimonianze sono state recentemente edite nel diario storico-politico, mi pare che si intitoli, qui se non trovo le mie fotocopie, perché come si dice, si carta cadit tota scientia caballat. Insomma, sono molto interessanti le note di Ciconia, perché apparentemente è un testimone estremamente interessante. Dunque, stavo leggendo Ginsburg e vorrei continuare un attimo
con questa. Allora, la mattina del 3 agosto, diffusasi rapidamente la voce che il patriarca sosteneva la necessità della capitolazione, una grande folla composta da soldati, guardie civiche e poveri attaccò il palazzo Querini Stampaglia in cui abitava il prelato. Libri, mobili e quadri furono scaraventati nel canale e gli assalitori del palazzo furono pacificati solo dall'arrivo di Tommaseo e di Jacopo Bernardi. Esplosero grida di «Andemo al Danieli» e «Abbasso i signori», poiché era risaputo che una volta iniziato il bombardamento, una parte dei nobili avevano lasciato i loro palazzi, trovando rifugio negli alberghi Danieli e Vapore sulla riva degli Schiavoni, non lontano dal palazzo Querini Stampaglia. Prima però che la folla si avviasse, arrivarono in forza i gendarmi e bloccarono loro la strada. Dopo un po' i gendarmi riuscirono a disperdere la folla e il patriarca fuggì immediatamente nel monastero mechitarista sull'isola di San Lazzaro, da dove denunciò Manin e l'intera rivoluzione. Ora, la numerosità delle testimonianze è veramente straordinaria, però questo è un episodio di cui parlano tutti, ma non è chiaro in che misura le testimonianze siano attendibili. Vale a dire che, siccome in città tutti ne hanno parlato, tutti quelli che hanno preso nota di questi eventi ne hanno scritto molto spesso per sentito dire, e quindi un primo problema è quello della decifrazione della realtà dei fatti. Si dice che il verbale è un quarto di vere e 3/4 di bale, ma effettivamente le registrazioni ci lasciano in molti casi molti dubbi su una serie di dettagli dell'operazione. D'altra parte non è questo il maggiore problema. L'inquadramento che dà Ginsburg nel passo che vi ho letto è abbastanza chiaro, cioè l'idea dei tumultuanti di oltrepassare il palazzo patriarcale, il palazzo Querini Stampaglia, e di arrivare al Danieli è l'idea di prendersela con i nobili. E questo per tutto il periodo della rivoluzione della Repubblica del 48-49 è un timore costante. È un timore costante che condiziona tutta quanta una serie di comportamenti. Prendiamo per esempio quelli di Monico. Monico, che è un austriacante, rapidamente prende posizione a favore della Repubblica, proprio perché immagina che il governo della Repubblica possa contenere le possibilità di rivoluzione. È il timore dei comunisti, è il timore dei socialisti, è il timore della ribellione che serpeggia. Non a caso i motti del 48 sono dei motti molto diffusi e hanno, oltre alla componente politica che in Italia era quella della contrapposizione all'Austria per il recupero delle libertà degli stati preunitari, e se possibile dell'unificazione dell'Italia, è anche il periodo in cui le tensioni sociali in qualche maniera finivano per esplodere. Questo noi lo troviamo ripetutamente nella storia nazionale, fino a Bava Beccaris, fino ai fasci di combattimento e così via, no? Allora, il timore del tumulto, il timore del saccheggio in particolare, condiziona tutti quanti i comportamenti e rimane nel tempo. Quando Sagredo pronuncia l'orazione commemorativa all'Istituto Veneto di Giovanni Querini Stampaglia
suo amico che lo fa un curatore, è il primo presidente della fondazione, ha un legame forte col Querini di cui anche parla nella commemorazione, ma i dati che dà, le riflessioni che propone Sagredo sono non coincidenti con i dati che rileviamo in una serie di altre fonti. Sagredo scrive: la rivoluzione di Venezia del 1848 fu intemerata e non ebbe che 2 punti neri, la morte del colonnello Marinovic e il saccheggio del Palazzo Querini. Dunque qui siamo già dopo il 66 nella retorica dell'unità d'Italia, per cui la Repubblica Veneta, che è una repubblica invocata, vindice di Campoformido, ripristinatrice del vessillo col Leone di San Marco e così via, cioè è un qualche cosa che riesce a strappare alla nostalgia che percorre tutto l'Ottocento, ma che arriva in realtà fino ai nostri giorni con gli infatuati della Liga Veneta, no? Insomma, tutta questa retorica di che cosa è stata Venezia, che cosa poteva essere Venezia e di che cosa potrebbe essere Venezia, naturalmente trasuda nei discorsi di tutta quanta una serie di persone e certamente nel conte senatore Agostino Sagredo. E dice: quanto alla causa del primo, cioè la morte del colonnello Marinovic, fu una vendetta privata, del secondo fu causa un errore. Si edificava il palazzo patriarcale e il Querini appigionò al cardinale Monico patriarca la parte superiore del proprio palazzo disabitata. Eravamo al giorno 3 agosto 1849, le bombe e le palle austriache fioccavano sopra Venezia, la fame incalzava, ogni dì la peste dell'età nostra, cioè il colera, mieteva le vittime a centinaia. Come ne dice Saverio Gnoischi nel suo eccellente libro L'ora venuto in luce, che narra i 17 mesi della resistenza armata di Venezia, 1000 notizie, le più false, le più stravaganti e nel tempo medesimo le più contraddittorie, create dall'esaltazione degli spiriti e forse sciorinate da partigiani dell'Austria che cominciavano a rialzare il capo, circolavano per la città ad ogni istante. Così si disse che il nemico si preparava all'assalto di Venezia, che sarebbe senza misericordia, che Garibaldi era testé sbarcato a Chioggia, che le soldatesche veneziane del piazzale recusavano di combattere ulteriormente. E finalmente si buccinò per la città che i nobili, con a capo il cardinale patriarca, avevano sottoscritto un'istanza che insisteva nel chiedere che la città capitolasse. Istanza che effettivamente il 2 agosto era stata redatta e già il 2 agosto si tumultua davanti al palazzo Querini Stampalia, secondo la testimonianza del Ciconia. Non solo, ma questo era già avvenuto in passato, nell'ottobre, se non ricordo male, del 48, e poi il 2 dicembre del 1848, quando Monico è per la prima volta costretto a scappare dal palazzo, proprio perché in presenza delle sue posizioni, i radicali, gli estremisti, vogliono menare le mani e prenderlo. La contrapposizione del dicembre del 48 era legata alla pubblicazione del periodico Antonio Rioba. Il periodo del 48-49 è un periodo in cui fioriscono un'infinità di fogli volanti, di piccole pubblicazioni. Tra l'altro Ciconia annota che ci sono 3 raccoglitori di questi materiali e uno dei 3 è il conte Giovanni Querini Stampalia.
Sembra anche questa una notizia interessante, perché un altro dei problemi storiografici che pone la questione del saccheggio è che cosa ha fatto, ma soprattutto che cosa ha pensato Giovanni Querini Stampaglia, prima, durante e dopo questo specialissimo evento. E direi che anche qui le informazioni di cui disponiamo, ammesso che riusciamo effettivamente a definire nei dettagli quello che è avvenuto e ciò che ciascuno ha fatto, e quindi ciò che Giovanni Querini Stampaglia ha fatto, ci danno un'idea abbastanza vaga delle posizioni di questo personaggio, ma quelle che riusciamo a ricostruire sono tutte, devo dire, estremamente interessanti. Cioè c'è una peculiarità nelle modalità di Giovanni che direi è una costante. Tutte le volte che riusciamo a imbatterci nei suoi comportamenti, a ricostruirne la genesi e gli effetti, troviamo che è un uomo molto particolare. Il suo ritratto, quello col ghigno, quello così ironico, col ghigno e con la berretta e con la barba a collare, è un ritratto molto, molto significativo dal punto di vista dell'introspezione psicologica. Io ho persino il sospetto che il fatto che lui non si sia voluto sposare sia derivato dal conflitto originario, adolescenziale, nell'atteggiamento giovanile per rapporto all'età, che lo ha contrapposto al padre e alla madre in modo assolutamente feroce. Ma anche i genitori non scherzavano, perché Alvise, il padre di Giovanni, da una parte scrive al figlio che desidera che si sposi e che chiarisca, e l'altro gli risponde: sono fatti miei, non sono finiti i tempi in cui qualcun altro poteva decidere queste cose per figli e nipoti. Ma dall'altra parte scrive a Polcastro, cioè al marito della sorella Caterina Querini Stampaglia, di tenere a bada il Querini che non voglia veramente sposarsi, perché non ci sono soldi per farlo, no? Quindi questa è la situazione. Padre e madre cercano di intervenire sistematicamente sul figlio. Le questioni sono alla fine delle questioni di denaro e sono eterne nella famiglia Querini Stampaglia, che di soldi ne aveva certamente tanti, di liquidi ne aveva probabilmente molto pochi, e comunque c'era l'abitudine a non darli, no? a tenere duro, a indebitarsi semmai, a fare tutte le economie possibili e immaginabili, e questo genera dei rapporti interpersonali che sono dei rapporti spesso conflittuali, dei rapporti assolutamente difficili. Allora, tornando un momento ai fatti e al discorso di Sagredo, che vedremo è piuttosto interessante anche da un punto di vista proprio delle scelte lessicali, c'è questo brulicare di voci in città che determina non solo le posizioni, ma determina una fibrillazione costante dove ognuno cerca di prendere una posizione per quanto possibile. I nobili si erano spostati oltre la Basilica di San Marco perché gli austriaci cannoneggiavano da San Giuliano e avevano dei cannoni che erano più potenti di quelli del passato e riuscivano ad alzare il tiro, e quindi la parabola
riusciva ad arrivare a colpire progressivamente sempre di più la città, mentre inizialmente era solo la parte legata al ponte. Se voi avete presente il Ponte della Libertà con quell'isoletta che c'è a un certo punto con i cannoni, ricordo, del 48-49, tra l'altro spostata quando c'è stato il raddoppio del ponte, quello è il punto in cui erano attestati i veneziani, mentre avevano distrutto la parte successiva del ponte, isolandosi così rispetto alla terraferma. Ma l'assedio degli austriaci, col blocco navale da una parte e col blocco di terra dall'altra, con un intenso lavoro di spionaggio, Venezia era piena di spie austriache, per cui gli austriaci sapevano sempre tutto di quelle che sarebbero state le sortite, di quello che facevano, dicevano e pensavano i governativi. I governativi e il loro mondo. Quindi Venezia è presa dalla fame perché c'è questa organizzazione dell'assedio, il bombardamento comincia a prendere progressivamente una parte sempre più ampia della città e quindi determina la fuga dei poveri e dei ricchi. I ricchi però trovano ospitalità nell'albergo Danieli e nell'albergo Vapore sulla riva degli Schiavoni. Il timore generale è quello del saccheggio generale, cioè la minaccia ottocentesca, quella che determina anche le scelte urbanistiche, no? La necessità di spostare rapidamente le truppe per sedare le sommosse. L'esempio più splendido è il Ring di Vienna, ma tutti i grandi viali delle grandi città rispondono a queste esigenze militari, oltre che alle esigenze salutistiche che determinano le scelte urbanistiche ottocentesche. Bene, il timore del saccheggio è il timore che si cominci a saccheggiare un palazzo e poi si saccheggino sistematicamente tutti i palazzi. Il saccheggio di Palazzo Querini Stampalia danneggia minimamente il Monico, che ha danni probabilmente per 4.000 lire e riceve subito 5.000 lire dal governo Manin, firma la debita ricevuta, mentre il conte Giovanni ha probabilmente 100.000 lire di danni. Sagredo dice 50.000, ma è l'unico che dice 50.000, perché in casa lui aveva anche i suoi soldi, non li aveva in banca. Pure esistevano le banche e hanno finanziato la resistenza, le banche soprattutto ebraiche, ma lui aveva i sacchetti di monete d'oro in casa che sono ovviamente spariti col saccheggio, oltre al danno della distruzione di porte, finestre, vasi, eccetera. Adesso vediamo un momento le testimonianze. Allora, prosegue Sagredo e usa un termine, potenza, che ritorna 2 volte in questa commemorazione e vedrete che è estremamente interessante l'uso che ne fa e l'attribuzione che ne dà a Manin da una parte e a Tomaseo dall'altra. La potenza e la fermezza del Manin con robusta mano tenne in freno coloro che sobillavano per poter pescare nel torbido, ma in quei momenti supremi tutto egli non poteva prevedere. Costoro, sparsa nel vulgo quest'ultima notizia, e andiamo dal patriarca, dissero, e una mano di popolo li seguì. Si credette che il palazzo Querini fosse il palazzo vero del patriarca, che da qualche giorno si era rifugiato in un'isola della laguna, al sicuro dalle bombe. Anche questo probabilmente non è corretto, nel senso che, secondo altre testimonianze, è solo in conseguenza del saccheggio che
si sposta Monico a San Lazzaro, dove viene alzata la bandiera turca per proteggerlo, ma secondo altre testimonianze ancora, è ancora più tardi che lui va a San Lazzaro. Sforzata la porta vi entrarono e si erano impadroniti del primo appartamento dove abitava il nostro e cominciarono non solo a metterlo a ruba, ma a compiere atti di barbarie infrangendo preziosi vasi di porcellana, buttando dalle finestre specchi e suppellettili. Vi accorse subito il Tommaseo e con la potenza della persuasione arrestò i furibondi. Per merito di lui dobbiamo se il resto del palazzo fu salvo e nel quartiere del Querini se fu salva interamente la biblioteca e i dipinti stupendi che vi si accolgono. Quest'atto torna di sommo onore a quell'illustre collega nostro. Querini non la pensa così se l'iconografia del dipinto che ha commissionato è veritiera, dopo lo vediamo. Il Querini trovò asilo presso una generosa e degna vicina, la signora Teresa Fortunato, che gli aperse ospitalmente la sua casa. Quantunque il danno sopportato dal Querini, innocentissimo, fosse preso presso a poco di lire 50.000 che non gli furono punto risarcite, pure non ne mosse mai lamento. Questo è vero ed è importante, secondo me. Conservò sempre piena e sincera gratitudine alla generosa vicina e nel suo testamento a lei, alla figlia e ad un'amica della figlia legò nobili ricordi. Nobili vuol dire 2.500 lire per lei e 1.000 per le altre due, perché il testamento fa anche le cifre oltre alla descrizione degli oggetti. E nel lascito disse che lo faceva come segno di grato animo per la buona ed amica accoglienza ricevendomi in casa sua nel giorno in cui fu saccheggiata la mia. Queste sono le sole parole che fece su quel doloroso avvenimento. Ecco, sembra molto interessante la ricostruzione che ne fa Sagredo, che per me è però scarsamente attendibile, ma quest'idea della potenza oratoria di Manin e di Tommaseo, che è generalmente riconosciuta, è un'idea di potenza di chi controlla il popolo tumultuante, no? Questo è il significato, e non è secondo me casuale che lui, probabilmente in modo del tutto inconsapevole, 2 volte nello stesso brano, nel giro di poche righe, usa lo stesso termine, perché quella potenza è l'ombrello sotto il quale gente come lui si è rifugiata, protetta dal governo, protetta dai Manin, dai Tommaseo, che con tutti i loro limiti, con l'enorme conflittualità che c'era tra i due, e adesso lo vedremo proprio rispetto a questo episodio, e che c'era in generale fra tutte le fazioni che popolano la città. Al di là di questo rimane il dato che concordi erano nel tenere a freno quelle che potevano essere le insorgenze del tumulto popolare. Dicevo che ci sono molte testimonianze, ne leggo qualcuna per arrivare poi a quella di Tommaseo, che è la più politica, la più articolata, la più interessante. Allora, impadronitisi del documento. Il documento, questo invito alla resa, sarebbe stato in copia esposto all'interno della Basilica di San Marco. E impadronitisi del documento, alcuni facinorosi sobillarono una turba di circa 400 persone, anche qua i numeri variano da testimonianza a testimonianza,
e da Piazza San Marco si lanciarono all'assalto del Palazzo Patriarcale. Secondo altre testimonianze partono invece dal Caffè Florian, che era la sede del Circolo Italiano, e sono i patriotti del Circolo Italiano, quindi il notaio Giuriati in testa, che è il presidente onorario del Circolo, ma che è la bestia nera, diciamo, di Manin e Tomaseo e di chi vuole l'ordine, perché il Circolo Italiano è il circolo più radicale e più combattivo. Del resto, che il 2 aprile l'intera assemblea sottoscriva la decisione di resistere ad ogni costo all'Austria è un qualche cosa di evidentemente psicologico e non politico o diplomatico, perché quali potevano essere le concrete speranze di quella resistenza che di fatti aprile, maggio, giugno, luglio e crolla, no? Più di 4 mesi non resiste, sono 4 mesi veramente di difficoltà grande della città. Del resto un dominio come quello della sola città di Venezia che si confronti con l'intero impero austro-ungarico, capite che la differenza delle dimensioni è talmente evidente che la resistenza ad ogni costo è un fatto insensato, ideologico, ma proprio per questo forte e interessante e comunque tipicamente risorgimentale, quindi poi verrà fino ai nostri giorni evocato come un fatto di straordinario coraggio e di straordinaria volontà politica in direzione dell'unità d'Italia. Anche qui in direzione dell'unità d'Italia è molto discutibile, perché le posizioni all'interno di Venezia erano le più disparate. C'era chi era per l'unità, chi voleva andare col Piemonte, chi invece riteneva che dovesse resuscitarsi la Repubblica Veneta e così via, la Repubblica di Venezia. Allora c'è l'assalto al Palazzo Patriarcale dal Campiello Querini Stampalia, e più precisamente dal ponte, oggi parallelo a quello gettato da Carlo Scarpa per il nuovo ingresso alla biblioteca. Alcuni scalarono la facciata e penetrarono per la finestra all'estrema destra, verso l'angolo, nel piano abitato dal conte Giovanni Querini. Nel quadro si vede abbastanza chiaramente, no? Tutta la folla lì sul ponte, che passa dal ponte alla finestra. Aprirono quindi la porta che mette su calle Querini, dando accesso alla turba dei saccheggiatori, che iniziò opera sistematica di distruzione e di furto, svellendo gli infissi, sfasciando i mobili, infrangendo suppellettili rare e preziose, impadronendosi di sacchi di denaro e di antiche medaglie e monete. Tutto quanto non fu rubato venne gettato nel sottostante canale. I danni furono ingenti. Il Cicogna, citato dal Pilot, mentre adesso abbiamo anche l'edizione del diario, li valuta in 100.000 lire per il conte e in 4.000 lire per il patriarca, che, preavvisato del pericolo, si salvò con fuga tempestiva. Abbiamo finito il tempo? Siamo oltre il tempo, chiedo scusa. Allora, non vi leggo ancora queste cose qua, le scriverò e così ve le potrete leggere con calma. Ma vorrei concludere in questi termini il ragionamento. Allora, qui noi abbiamo prima la necessità di stabilire chi veramente ha fatto opera di saccheggio, che cosa effettivamente sia avvenuto di questi beni, e qual è il percorso che compie Conte Giovanni, che va a Trieste e poi da Trieste ritorna, ma nel giro di pochi giorni, e lo ritroviamo nella sua villa Querini ai Sabbioni, e perché lui non abbia mai detto niente, quindi neanche con il processo intentato dagli austriaci. Ci sono 2 processi al saccheggio, uno lo fa subito il governo Manin
e però vengono anche graziati i tumultuanti, e in particolare il notaio Giuriati, che è il più esagitato e il maggiore rappresentante di questa area rivoluzionaria, e il secondo degli austriaci. Sono tutti e due processi politici che hanno durate e diversissime fra loro, ma giocate in funzione dell'uso politico che si fa di questo processo. C'è una vittima illustre in tutto quanto questo, che è Ippolito Caffi, il pittore, che viene indicato da Michele Caffi, che invece era forse addirittura una spia austriaca secondo Tommaseo, ma questo non è chiaro, e anche qui le testimonianze su quello che effettivamente è avvenuto a Michele Caffi dopo il 49 sono diverse, divergenti e quindi difficili da decifrare. Resta il fatto che Ippolito Caffi è uno dei 40 che partono col Pluton, con Manin e Tommaseo, per l'esilio, perché viene dichiarato sostanzialmente un nemico dell'Austria, un suscitatore del tumulto, e viene esiliato solo perché l'accordo di resa prevede che non siano condannati e giustiziati i 40, ma che possano andare in esilio. Grazie. Grazie. Due interventi ora che ci avvicinano moltissimo alle decisioni che Giovanni Querini prende nel suo testamento. Sandro Franchini, cancelliere emerito dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, istituto di cui Giovanni Querini era membro onorario, istituto al quale nel testamento Giovanni affida la soprintendenza della sua fondazione. Prego. Grazie. La nomina di Giovanni Querini a membro onorario dell'Istituto Veneto potrebbe sembrare a prima vista come uno di quei riconoscimenti prestigiosi che si vogliono dare a personalità vicine al mondo accademico ma non appartenenti al mondo accademico. Nel caso invece di Giovanni Querini credo che possiamo veramente, proprio anche dalla testimonianza, dalle carte, dagli interessi che Querini ha manifestato e anche in particolare dall'assiduità della partecipazione alla vita dell'istituto, che fu veramente un riconoscimento estremamente meditato, anche se in qualche modo, come vedremo dopo, in qualche modo inconsueto, perché in effetti Querini era stato, questa è stata un po' in qualche modo una scoperta della ricerca che abbiamo avuto modo di fare in questi giorni. Querini era stato precedentemente nominato nel 1857 socio corrispondente dell'istituto, una nomina che viene quando lui appena sta per compiere i 58 anni e ha da poco concluso la presidenza triennale dell'Ateneo Veneto, l'altra prestigiosa istituzione culturale veneziana di origine napoleonica. Querini contava all'istituto in particolare due amici, Agostino Sagredo, che è stato più volte ricordato oggi, che era suo amico d'infanzia, e Giacinto Anamias, che era anche suo medico personale. Abbiamo poche lettere, poche testimonianze scritte di Querini. Due di queste sono però rivolte direttamente proprio a Anamias e dimostrano il clima particolarmente cordiale che esisteva tra i due. La prima è del gennaio del 58 ed è una semplice giustificazione d'assenza, ma il tono è proprio quello di una confidenziale comunicazione, quasi un po' il paziente al proprio medico, descrizione di un malanno. Mio caro Anamias, da molti giorni ho il mio solito incomodo alla gamba sinistra.
quella specie di gotta, di sciatica di umore erpetico che già conoscete, per cui cammino male e non esco di casa. Non posso quindi, con mio sommo dispiacere, essere oggi alla riunione della Giunta, eccetera. La seconda lettera viene da Parigi, come abbiamo sentito è del settembre del 67, come abbiamo sentito Querini è a Parigi per l'esposizione industriale e chiede a Namias di rimandargli un'indicazione sugli oculisti che poteva consultare a Parigi perché l'aveva smarrito. Querini subito, il giorno stesso della sua nomina socio corrispondente dell'istituto, viene cooptato all'interno della giunta per il Pantheon Veneto. È un'iniziativa, questa del Pantheon Veneto, particolarmente importante all'istituto, soprattutto in quel periodo, siamo nel 1957. È stato ricordato prima il 9° congresso degli scienziati italiani che si è tenuto a Palazzo Ducale. Ricordiamo che l'Istituto Veneto aveva allora sede a Palazzo Ducale, una parte anche importante di Palazzo Ducale, e in questa circostanza vennero a Venezia oltre 1000 scienziati da tutta Italia. L'Istituto svolse un ruolo molto particolare per l'organizzazione di questo avvenimento, che fu veramente un avvenimento sensazionale, e a celebrare questa circostanza decise di far scolpire una serie di busti o di medaglioni che ricordassero i più grandi personaggi della storia veneziana, dalle origini, dalle antichità fino alla fine della caduta della Repubblica. Con gli avvenimenti del 1948 questa iniziativa del Pantheon Veneto dovette essere interrotta. L'Istituto quasi chiuse i battenti perché gran parte dei propri membri erano implicati nei fatti del 48-49, gran parte anche delle personalità che avevano aderito a questa iniziativa avevano dimostrato poca simpatia per l'Austria. Fatto sta che questa iniziativa si blocca proprio fino al 1857, l'anno in cui viene ricostituita la giunta per il Pantheon, di cui appunto viene nominato membro il Querini. Il programma prevedeva nel complesso la collezione. La collezione comprendeva circa 60, nel programma circa 60 pezzi. La giunta cosa doveva decidere? Doveva decidere chi inserire in questo elenco di circa 60 opere, e anche solo in particolare poi doveva decidere in merito alle iscrizioni che venivano apportate alla base dei vari busti. Qui abbiamo, così già che ci sono alcune immagini. Ecco, questo è Agostino Sagredo. Queste sono immagini tratte dall'archivio dell'Istituto Veneto, che ha una bella galleria di ritratti d'epoca dei propri soci. Ecco, questo è Giacinto Namias, questo poi lo vedremo è Gerolamo Venanzio ed Emanuele Ciconia. Ecco, questa è una galleria di Palazzo Ducale con i busti appunto del Pantheon, e questa è l'altra immagine, sono immagini piuttosto significative. Nel 1957, dicevo, si riprende questa iniziativa proprio nel quadro anche di una politica di riavvicinamento dell'amministrazione austriaca con la classe dirigente e con la cittadinanza veneziana. Una nuova politica che ha due elementi particolarmente significativi: la visita a Venezia del 1956 dell'imperatore Francesco Giuseppe con l'imperatrice Elisabetta e la nomina di Massimiliano d'Asburgo, il fratello dell'imperatore, a viceré. In questa giunta facevano parte, e questo è anche un segno proprio subito della grande considerazione in cui Querini era tenuto nell'ambiente dell'istituto, facevano parte alcuni dei più bei nomi dei membri effettivi dell'istituto. Abbiamo Ludovico Menin, che era già stato presidente dell'istituto, rettore a Padova e professore di storia universale; Emanuele Ciconia, prima ricordato da Giorgio Busetto, principe degli eruditi veneziani; Girolamo Venanzio, fine letterato, critico letterario, e appunto Agostino Sagredo. La partecipazione di Querini ai lavori della Giunta è estremamente e anche, devo dire, in qualche modo sorprendentemente attiva.
Tra i vari episodi di scambi epistolari tra i membri della Commissione ne ricordo qui solo 2 a titolo di esempio, che però mi paiono in qualche modo significativi. Nel febbraio del 58 venne dal conte Vittore Pisani la proposta di collocare nell'ambito del Pantheon un ricordo di Vittor Pisani, un suo avo, che era il comandante delle truppe veneziane nella guerra di Chioggia, uno dei momenti più delicati, più pericolosi per l'esistenza della Repubblica. E il proponente aveva composto anche l'epigrafe da apporre alla base del monumento. L'ultima frase di questa epigrafe diceva «De, per la patria fosse ancora vivo». La Giunta è d'accordo sostanzialmente sull'iscrizione, però chiede di togliere l'ultima frase. E qui c'è alcune righe che, permettetemi di leggere, di Cicogna, che sono, credo, piuttosto interessanti. Non sussistendo più la Repubblica, ossia la patria nel senso in cui la considera il Pisani pronipote, e nella quale cotanto celebre si rese il suo antenato, la Repubblica Veneta non c'è più, torna estemporaneo ed inutile il palesare al pubblico un voto che non è più verificabile, poiché, quando anche fosse vivo il Pisani, nulla potrebbe fare a favore di una patria che più non sussiste. Sono parole queste che confermano un'impressione di fondo che si ha nella lettura dei vari documenti di questa giunta per il Pantheon, che, ricordiamo, doveva ricordare i grandi dell'epoca della Serenissima. Cioè, in questi uomini, questi sono la prima generazione nata dopo la caduta della Repubblica o negli anni immediatamente intorno al 1797. Ebbene, in questi uomini che appartengono a questa prima generazione e che tanto si impegnano con riunioni, con un lavoro anche di studio molto profondo per questa iniziativa del Pantheon, in realtà non c'è alcun antistorico rimpianto, alcuna rivendicazione di restaurazione dell'antica Repubblica. L'operazione culturale del Pantheon Veneto, cioè, ci riconferma per essere non un nostalgico guardare al passato, bensì un progetto che nell'esaltazione delle virtù civiche, politiche, militari, culturali del passato fissava i riferimenti per un futuro di cui in realtà non si avevano chiari i connotati, ma che certamente non ambiva a ripristinare forme istituzionali che erano ormai considerate del tutto morte. I lavori della Commissione procedono sempre, in accordo tra i vari membri. Ci sono però alcune divergenze che sono anche significative e che danno anche occasioni a garbati, molto eleganti scambi di lettere. Un esempio curioso è in occasione dell'approvazione dell'iscrizione da apportare alla base del busto finanziato dal Comune di Venezia al Doge Angelo Partecipazio. E si tratta di chiarire se, riferendosi alla Repubblica di Venezia, si potesse usare il termine di regale. Scrive Querini: bellissime le iscrizioni, non posso che lodarle, siccome fecero gli altri. In quella però di Angelo Partecipazio a molti non piacerà l'attributo regale dato a una Repubblica. Regale è bella voce, sonora, di buon effetto, usata dal Monti e dai classici scrittori, e qui posta per nobile, magnifica, splendida. Ad ogni modo Venanzio vedrà se fosse meglio sostituire un'altra e togliere così l'apparente contraddizione tra regale e Venezia Repubblica. Credo che sia un po' denota anche il carattere di Querini. La risposta di Venanzio è circostanziata. Nel dare l'epiteto di regale a Venezia non ho inteso significare una città residenza di re, ma bensì una città dominante, rammentando che un tempo Venezia per antonomasia si chiamava la dominante.
Ho veduto poi infinite volte negli atti del governo veneto farsi menzione di diritti regi, di regie prerogative, di regalie, eccetera. E la Repubblica viva non aborriva da queste parole. Perché ne aborriremmo noi ora che è defunta? Querini poi intervenne anche per molti altri busti, per brevità, però quando Massimiliano, ad esempio, finanzia il busto ad Andrea Gritti, una cosa estremamente significativa. Massimiliano d'Asburgo finanzia il busto che celebra il vincitore l'oppositore di Massimiliano I d'Asburgo. Passiamo ad altro. Sempre in questi anni Querini viene nominato all'istituto, anche questa è un'esperienza interessante, a giudicare alcuni lavori presentati per i premi industriali. Si tratta di una serie di, in vari anni l'istituto si faceva promotore dell'innovazione nell'industria sia manifatturiera sia nell'industria di trasformazione nell'agricoltura, e nominava delle commissioni di esperti, ed è interessante la nomina di Querini in due casi. La prima per giudicare un nuovo regolatore della luce elettrica con pila di Bausen, e qui si rifà agli esperimenti sull'elettricità. La seconda per esaminare le tecniche di stagionatura della seta, e abbiamo sentito prima che era uno dei suoi campi. Ma veniamo a quello che è il momento fondamentale, del rapporto tra l'Istituto Veneto e Conte Querini, cioè la sua nomina a membro onorario, che avviene nel marzo del 1859, 2 anni dopo la nomina socio corrispondente. Una nomina che rappresenta il più alto significato, il più alto momento del suo rapporto con l'Istituto, ma che ha anche in sé elementi di eccezionalità, in quanto il passaggio di un socio corrispondente alla categoria dei membri onorari, anziché a quella dei membri effettivi, è un fatto rarissimo, io direi anche unico nella storia dell'Istituto. Querini prendeva il posto lasciato libero da Luigi Negrelli, anche questo è un dato interessante. Negrelli era morto nell'ottobre precedente e Negrelli è il realizzatore della ferrovia della Ferdinandea Venezia-Milano, è l'artefice sostanzialmente delle ferrovie austriache ed è anche, lo ricordiamo soprattutto per questo, aveva contribuito in modo determinante al progetto del canale di Suez. Ma chi erano allora i soci onorari dell'Istituto? Il numero ne era fissato, il limite era a 20 e l'articolo 9 dello Statuto ne delineava i caratteri, stabilendo che a membri onorari vengono scelte persone le quali per loro carattere e per lo zelo da cui sono animate per le scienze contribuire possono allo splendore dell'Istituto e proteggerlo. Chi ne fa parte sostanzialmente sono innanzitutto i membri di casa imperiale austriaca, i più alti funzionari dell'amministrazione dello Stato che avessero delle competenze per quanto riguarda le province venete, i viceré, i luogotenenti, i governatori generali, le più alte cariche militari, i patriarchi di Venezia. Vi erano poi alcune personalità, gli alti funzionari dell'amministrazione imperiale. Si tratta quindi sostanzialmente di persone non direttamente coinvolte nella vita accademica, ma che al tempo stesso potevano trarre lustro e prestigio da un'accademia, da una delle prime accademie del sistema austriaco. 2 nomi segnalo, non appartengono a queste categorie, sono gli unici 2 appunto estranei a questo mondo che sono contemporanei di Querini. Uno è Alessandro Manzoni, occorre commentare, l'altro invece è Andrea Cittadella di Godarzere, di antica famiglia comitale, letterato, storico, agronomo, cospicuo possidente padovano, generoso filantropo e che per molti versi può essere in qualche modo collegato alla figura del Querini. C'è da chiedersi come mai Querini appunto non viene nominato membro effettivo, bensì membro onorario. Domanda legittima, perché per 2 anni Querini aveva partecipato attivamente ad una giunta, commissione, che era composta tutta da membri effettivi.
La risposta sta probabilmente nella lettera che Querini manda all'Istituto nel momento per ringraziare della nomina avvenuta, che è una lettera molto elegante, molto fine. Le accademie, gli istituti e le adunanze scientifiche non salgono in fama, non crescono in rinomanza, che per opera degli uomini famosi che le formano. Sono questi che con l'ingegno, la dottrina, il sapere fanno progredire le scienze, le lettere e rendono chiari, illustri, celebri gli istituti cui appartengono. Possono però far parte dei corpi scientifici anche gli uomini che non professano studi, ma solo li amano, perché se non sanno innalzare l'intelletto a severe contemplazioni, incoraggiano il sapere in chi lo coltiva e vi accrescono decoro. L'Istituto Veneto, nominandomi suo membro onorario, ha voluto confermare questi principi. Vi è cioè, Querini è un uomo d'azione, non è un uomo di studio, non è un accademico. Vi è cioè in lui la consapevolezza che dopo quasi 2 anni di frequentazione dell'Istituto, di una sua diversità rispetto ai colleghi, i quali hanno fatto dello studio la prima, se non l'unica loro occupazione. Querini è in qualche modo a latere, nonostante questo, lo vedremo, Querini partecipa a quasi tutte le adunanze dell'Istituto, non prende la parola ma partecipa a tutte, e anche in questa partecipazione è il segno di questo suo trovarsi perfettamente a proprio agio con i colleghi. All'epoca le adunanze si tenevano una volta al mese ed erano in 2 sessioni. Di solito erano l'ultima domenica del mese e il lunedì successivo. Si tenevano a Palazzo Ducale e iniziavano a novembre, l'anno accademico iniziava a novembre e si concludeva ad agosto. Querini è sempre presente, notiamo 2 particolari periodi di una assenza più lunga del solito. Dal giugno al novembre del 66 e corrisponde con il periodo della guerra austro-prussiana e quindi del passaggio di Venezia all'Italia, e l'altra dall'agosto del 67 al marzo del 68, quando lui va a Parigi e poi, come abbiamo sentito prima, ha questi problemi di salute per cui poi alla fine rientra e non fa più il viaggio. In una delle ultime adunanze dell'Istituto, Querini ha avuto modo di ascoltare la commemorazione tenuta da Sagredo di Emanuele Cicogna, morto nel febbraio del 68, che aveva lasciato tutta la sua straordinaria raccolta di documenti e cimeli e la sua biblioteca alla città di Venezia e il braccio di Paolo Sarpi all'Istituto. In quegli anni infatti non era inconsueto che più o meno facoltosi filantropi o illuminati collezionisti facessero dono di forti, anche ingenti somme di denaro, anche le loro intere fortune, al Comune di Venezia o a delle istituzioni culturali o a opere pie della città. Anche l'Istituto in quegli anni, tanto in tanto, riceveva dai propri soci o da benefattori delle somme di denaro che servivano sostanzialmente o all'arricchimento delle proprie collezioni naturali. L'Istituto allora era anche il museo di storia naturale sostanzialmente della città, per la propria biblioteca o soprattutto per i premi scientifici, lavori inediti che venivano periodicamente premiati. Essendo diventato membro onorario, Querini si sente di esprimere la propria gratitudine e adesione all'Istituto in 3 particolari occasioni. La prima è nel dono di quell'idroforo di cui abbiamo sentito parlare prima, che è questa macchina di recente invenzione per l'irrorazione di liquidi a uso medico, e probabilmente è un dono fatto su invito di Namias, che era medico all'ospedale civile. Infatti l'idroforo va subito all'ospedale civile.
Querini scrive una lunga lettera per descrivere il dono che fa, però gli aspetti così tecnici di questa lettera fanno pensare che dietro ci fosse Namias. La seconda invece è del marzo del 68, quindi piuttosto più tardi, che è dell'uomo classico, è del costo di 3.000 franchi. L'uomo classico è realizzato dal dottor Auzout di Parigi, è un modello in cartapesta del corpo umano a grandezza naturale, utile alla descrizione dell'anatomia umana. Classico, cioè si possono separare tutti i pezzi, sono i vari organi. È interessante questo uomo classico, che mi pare sia ancora al Museo di Storia Naturale, dove l'Istituto ha donato tutte le proprie collezioni, veniva esposto nel museo dell'Istituto e ogni 15 giorni un medico dell'Istituto, un socio dell'Istituto, faceva una sorta di visita guidata a tutta la cittadinanza. C'è da chiedersi in questo caso di chi possa essere la paternità di questa scelta dell'uomo classico da portare a Venezia. I contatti con questo dottor Auzout, i pagamenti, le rate, le consegne, le descrizioni, sono sempre fatte direttamente dall'Istituto. È Namias che ha contatti, non ci sono mai contatti tra Auzout e Querini. Però da un accenno che riporterò nella parte scritta di una lettera di Namias, credo che si possa dire che la paternità dell'uomo classico sia da attribuire a Querini, che ha visto l'oggetto nell'esposizione di Parigi. La terza occasione, che è interessante perché in fondo continua fino ad oggi, è quella del gennaio del 69, a pochi mesi quindi prima della morte, in cui Querini istituisce presso l'Istituto un premio, cioè dà una somma di 3.000, sempre ancora di 3.000 franchi, per un premio da assegnare ad un lavoro ad incoraggiamento dell'agricoltura nelle province venete. Querini, questo è un dato credo interessante, nel proporre all'Istituto l'iniziativa faceva espresso riferimento a un analogo progetto realizzato qualche anno prima su istanza di Monsignor Giovanni Sartori Canova, anche lui membro onorario e fratellastro di Antonio Canova, riguardante la pubblicazione avvenuta nel 1955 di uno studio sull'allevamento degli animali utili all'economia degli agricoltori. Querini ha in testa la pubblicazione di una sorta di manuale nell'intento di aiutare e incoraggiare le buone pratiche in agricoltura. Il premio verrà poi assegnato perché viene bandito, però è interessantissima, la Commissione scrive quasi 20 pagine di commento a questo lavoro, e che sempre Carlo Stivanello che partecipa una prima volta, gli dicono cosa deve correggere, lo corregge, lo ripresenta una seconda volta e il premio viene assegnato nel 1872. Siamo arrivati alla pagina conclusiva. L'11 dicembre del 1868 il Conte provvede al proprio testamento, con il quale istituiva con tutto il suo patrimonio una fondazione di cui oggi abbiamo anche sentito largamente parlare. Augusta Lazzari, il direttore, ha letto una buona pagina del testamento. La fondazione viene affidata alle cure dell'Istituto, confermando così il profondo legame che si era instaurato tra il Conte Querini e l'Istituto Veneto. L'Istituto Veneto nel febbraio, i mezzi dell'Istituto sono quelli che sono, cerca di testimoniare questa grande stima, questo affetto nei confronti del Conte Querini, proponendo al Re un'alta onorificenza da assegnargli. Troviamo nei verbali, ringrazio Cristina Celegon che mi ha aiutato nell'identificare quale fosse questa onorificenza, che era il Cavalierato della Corona d'Italia. La morte sopraggiunge il 25 febbraio, i funerali a San Zaccaria il 28 di maggio, ai lati della bara a sostenere i lembi del velo che copriva il feretro erano il sindaco principe Giovanelli, il prefetto Torelli, altra figura
emblematica dell'Ottocento veneziano, il segretario dell'Istituto Nemias e il presidente dell'Ateneo Veneto, le due istituzioni alle quali si era così profondamente legata la vita del Querini. Il testamento porta la data dell'11 dicembre del 68. Sagredo ci dice, nella commemorazione che abbiamo sentito parlare prima, Sagredo terrà un discorso subito dopo il funerale sul sagrato di San Zaccaria e poi tiene all'Istituto Veneto la commemorazione ufficiale del 14 novembre. Sagredo ci dice che di quel testamento c'era un precedente del tutto analogo del 1860, tranne che per le clausole che prevedevano che la funzione di controllo di amministratore non fosse data all'istituto, bensì al Comune di Venezia. Tutto il lascito, invece che l'Istituto Veneto, come è avvenuto nel 69, nel 60 era previsto il Comune di Venezia. La fondazione veniva subito definita scientifica e riceveva il compito di conservare e rendere fruibili al pubblico la biblioteca, le opere d'arte, il medagliere. C'era una dotazione per il premio scientifico e una borsa di studio e di doti da assegnare a giovani donne secondo principi che denotano una concezione della morale e una visione della società caratterizzata da una rigida divisione in ceti che è piuttosto comune a quell'epoca. Nel fissare le caratteristiche e le modalità di gestione della Fondazione, Querini attribuiva all'Istituto Veneto le funzioni più delicate e le massime responsabilità. 2 dei 3 curatori erano infatti membri dell'Istituto, Sagredo e Namias, cui si aggiungeva il collaboratore di Querini, Giovanni Battista Lucetti. All'Istituto venivano affidate le funzioni cardine della sovrintendenza e dell'approvazione dei bilanci, e inoltre la nomina del bibliotecario, dei custodi, l'attribuzione delle borse di studio a giovani universitari, come abbiamo sentito a Padova, la concessione di eventuali sussidi a studiosi bisognosi e l'assegnazione di premi scientifici. All'Istituto venivano anche destinati i macchinari del laboratorio scientifico che il Conte aveva allestito nel proprio palazzo. Già proprio a proposito dei macchinari, già pochi giorni dopo la morte del Conte, Lucetti scrive all'Istituto chiedendogli, anche in attesa della Costituzione, della Fondazione e tutto, ma intanto di prendersi già in casa i macchinari che potevano in casa subire dei danni, venirsi a rovinare. L'Istituto intanto veniva sollecitato dal Tribunale Civile ad accettare questo legato. Nell'adunanza del 20 giugno, cioè ieri, 150 anni fa, l'Istituto accetta definitivamente il legato e approva la nomina dei successori dei tre curatori, nelle persone di Roberto Balbi, Tommaso Gar e Angelo Barbaro. Nella successiva adunanza dell'11 luglio all'Istituto si diede lettura del decreto reale di approvazione della Fondazione e si diede notizia della causa intentata dagli eredi ex lege del Querini, che evidentemente speravano nell'eredità del congiunto. Negli anni successivi i verbali dell'Istituto hanno continui e molto frequenti riferimenti ovviamente alla Fondazione, ma il mio compito si ferma qui perché d'ora in poi la parola è a chi scriverà la storia della Fondazione. Grazie. Grazie professor Franchini. Ancora oggi nel Consiglio di Presidenza della Fondazione 2 membri sono nominati dall'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, il vicepresidente, il professor Giovanni Castellani e la professoressa Irene Favaretto. Do ora la parola a Giorgio Crovato, socio residente, consigliere e segretario accademico dell'Ateneo Veneto, che ci racconta un Giovanni Querini presidente dell'Ateneo Veneto, le sue attenzioni,
gli aggiornamenti e le riqualificazioni da lui condotte all'Ateneo, le incomprensioni che lo hanno portato alla fine ad aprire la sua casa e a farla diventare la Fondazione Querini Stampaglia. Prego. Grazie, buonasera. Funziona questo, no? Funziona. Allora, io traccerò... dov'è? Perfetto. Allora, io traccerò, come vedete dal logo dell'Ateneo Veneto, fondato nel 1812, io traccerò brevemente questo periodo di storia personale di Giovanni Querini Stampaglia, personale ancorché pubblica, quando diventa presidente dell'Ateneo Veneto. Uno dei luoghi, come diceva il professor Ortalli, della resistenza veneziana, assieme all'Istituto Veneto Lettere e Scienze d'Arte, alla Querini, al Correr e all'Università. Giovanni Querini era di casa all'Ateneo Veneto. Perché era di casa all'Ateneo Veneto? Perché suo papà, Alvise, era uno dei soci, un accademico, uno dei soci costituenti nel 1812, tra l'altro molto attento e molto vicino anche all'amministrazione francese, avendo fatto come veneziano, avendo fatto l'ambasciatore anche a Parigi. Tra l'altro i primi due presidenti dell'Ateneo Veneto, Leopoldo Cicognara e Francesco Aglietti, sono amici di famiglia, amici di Alvise, ma anche amici di Giovanni. Per Aglietti, in particolare, Francesco Aglietti, medico, esiste un monumento all'Ateneo Veneto, nell'attuale sala di lettura. Giovanni aveva preparato nel 1842 anche una poesia. Nel 1842 era morto Aglietti e si era inaugurato questo monumento. Giovanni Querini doveva presentare e recitare in occasione dell'inaugurazione questa poesia, che non reciterà. La presenterà dopo, successivamente, quando è presidente dell'Ateneo Veneto. Tra l'altro, non so se siete pratici dell'Ateneo Veneto, ma ci sono solo 2 opere marmoree che ricordano presidenti. Una è quella che vi dicevo di Aglietti, Francesco Aglietti, quel monumento tipo canoviano che c'è in primo piano, e l'altro è una lapide proprio di... eccola qua. C'è una lapide che ricorda proprio la presidenza di Giovanni Querini Stampaglia. Non è facile vederla perché si trova nel corridoio fra l'attuale Aula Magna e la Sala Cini. Giovanni Querini Stampaglia è socio corrispondente dell'Ateneo Veneto nel 1839. Socio corrispondente mi fa pensare che non sia residente a Venezia, ma probabilmente era residente a Mestre, perché il socio effettivo era uno residente a Venezia, il socio corrispondente normalmente era residente fuori città. Giovanni Querini diventa socio ordinario nel marzo del 1853 ed diventa presidente nell'ottobre del 1856. Scusa, sì, 53, dal 53 al 56. Tra l'altro i suoi collaboratori della sua presidenza, il vicepresidente è Giuseppe Calucci, che è un avvocato, un cultore di studi storici, che poi diventerà il 15° presidente dell'Ateneo Veneto, ricordato già da Franchini, è uno di quelli che partecipa alla commemorazione, al funerale a San Zaccaria, anche se non interviene in quell'occasione, interviene Sagredo. Il segretario, quando è presidente Giovanni Querini, segretario per le scienze, lettere, scienze morali e Leone Fortis, che è un medico, ci sono molti medici all'Ateneo Veneto, un letterato, anche un giornalista, un patriota. Segretario per la classe delle scienze è Pietro Zigliotto, che anche lui un medico. Il bibliotecario è il noto Samuele Romanin, l'autore della storia di Venezia. Siamo in piena epoca della
diciamo seconda rivoluzione industriale. È un personaggio eclettico, intelligente e sensibile come Querini. Tiene nel 1853, nel dicembre, una conferenza dal titolo Dell'esperienza sulla luce elettrica. Proprio questo dimostra la sua... è un imprenditore, ma è uno che si informa, abbiamo sentito prima da Cristina Celegon i suoi viaggi a Londra, a Parigi, è uno che si tiene informato con le sue scoperte e poi cerca anche di divulgarle. All'epoca poi le fonti di energia, comincia l'epoca del petrolio, dell'energia elettrica, e lui veramente non possono lasciare indifferente un personaggio come Giovanni Querini. Si ripeterà 2 anni dopo, nel 1855, con una conferenza sempre sullo stesso tema, sulla luce elettrica e sugli apparecchi migliori per ottenerla. Tra l'altro viene riportato anche dalla Gazzetta di Venezia, farà una conferenza nella sala delle adunanze, l'attuale sala di lettura, e verrà ripetuta il giorno dopo. È interessante anche le poche parole della Gazzetta, che riporta quasi sempre i fatti dell'Ateneo Veneto. La Gazzetta scrive che l'esperimento avrà luogo nel corso dell'ordinaria adunanza e che verrà replicato il giorno dopo con una illuminazione straordinaria della durata di 4 ore. Mi dispiace che non ho trovato nell'archivio dei particolari su questa conferenza, però c'è questa informazione. La sua presidenza, la presidenza di Giovanni Querini, a mio avviso, si contraddistingue per 3 aspetti. Il primo è la sua grande generosità, perché sono documentate i contributi che lui offre all'Ateneo Veneto. E un altro aspetto è la sua presenza costante a tutte le riunioni del Consiglio della Presidenza. Tra l'altro i verbali sono sempre firmati da lui, dopo magari vedremo anche la sua firma che forse avete già visto, ma è molto elementare, semplice, no? Giovanni Querini, inconfondibile. E l'altro aspetto è un continuo impegno a modernizzare l'Ateneo Veneto, con quelle idee futuribili, non so come definirle, sempre a vantaggio della comunità. Uno degli aspetti che contraddistingue la sua presidenza è la discussione sul gabinetto di lettura. Il gabinetto di lettura all'epoca era, diciamo, la moda, forse quello più famoso è quello di Firenze, Viessot, però anche quello dell'Ateneo Veneto nasce nella stessa epoca, nel 1820. La cosa curiosa è che non sono i soci dell'Ateneo Veneto, ma c'è una società parallela, la società del gabinetto di lettura. La cosa divertente, dove interviene anche Giovanni Querini, è che ci sono dei conflitti, strano no l'Ateneo Veneto, ci sono dei conflitti fra i soci del gabinetto di lettura e i soci dell'Ateneo Veneto, perché siccome tutti e 2 versano delle quote, ma non si sa esattamente chi ha diritto a che cosa. E anche questo conflitto viene superato grazie all'intervento di Giovanni Querini Stampaglia, anche qui con un intervento di generosità, perché il costo del gabinetto di lettura funzionava perché ricevevano giornali da tutta Europa, in pratica, di tutte le lingue, e gli abbonamenti costavano. A un certo momento Querini e anche Sagredo intervengono loro e offrono diciamo, gli abbonamenti all'Ateneo Veneto. Non è certissima la data, guardando i vari verbali, la data di uscita come presidente. Se vediamo questa scritta qua è 1856, però è possibile, non ci sono più firme nei verbali successive al dicembre del 56, però è possibile che lui intervenga come presidente fino al febbraio 1857, quando viene eletto presidente dell'Ateneo Veneto Alvise Francesco Mocenigo, suo coetaneo, classe 1799, ma per tantissimi aspetti è affine a Giovanni Querini Stampaglia, nel senso che è nobile, che è possidente, che è un imprenditore, che è un giurista, anche lui laureato in legge a Utroque a Padova, e anche Mocenigo impegnato nel sociale e in politica. Andare avanti, giusto? Eccolo qua.
E ho portato solo questa lettera. Nell'archivio dell'Ateneo Veneto ci sono molti documenti della presidenza Giovanni Querini, ci sono verbali, lettere, bilanci, e qui, come abbiamo anche sottolineato e visto con Cristina Celegon, testimoniano veramente il suo stile di imprenditore, no? Molto pignolo anche nei conteggi, eccetera. E ci sono, tra l'altro, molto utili, oltre a questi documenti proprio del periodo fra il 53 e il 56, ci sono anche molti cataloghi e dei prospetti curati successivamente da alcuni soci, ma ad esempio quello più dettagliato è il De Kyriaki, non so se la pronuncia è giusta perché è un veneziano di quelli di origine di famiglia greca, della fine dell'Ottocento. De Kyriaki proprio indica tutte le conferenze, proprio una cronologia, quando assumono la presidenza, quando assumono la segreteria accademica, eccetera, eccetera. Questa lettera autografa di Querini è dell'aprile 1855 e, come vedremo dopo, è anche uno dei documenti che mi è servito per rispondere ad una domanda che ho cercato di farmi nel corso di questa presidenza. E la domanda è molto semplice, che magari sono sicuro che molti di voi si saranno anche fatti, ma leggendo il testamento, perché Giovanni Querini Stampaglia si dimentica completamente dell'Ateneo Veneto? Cioè non c'è una parola sull'Ateneo Veneto. E credo che dall'esame dei documenti che ho potuto vedere, ma anche anche dalle commemorazioni e anche da quello che scrive dopo un segretario accademico che viene 50 anni dopo, che è Giuseppe Pavanello, che scrive anche delle cose, forse sono arrivato anche a una risposta a questa domanda. Tra l'altro, oltre al documento di Giuseppe Pavanello, molto interessante, fatto all'inizio del Novecento, per me è stata molto preziosa anche la guida curata da Pietro Zampetti, in collaborazione anche con Ileana Chiappini di Sorio, dove fanno la cronistoria di tutte le opere d'arte, che veramente è difficile seguire gli spostamenti, anche le spoliazioni purtroppo, ma è difficile seguire gli spostamenti fra un piano e l'altro in soffitta, da una parte e dall'altra, delle opere che ci sono all'Ateneo Veneto. E questo è anche uno dei motivi, sarà uno dei motivi del distacco di Giovanni Querini dall'Ateneo. L'anno cruciale, forse l'inizio di questo distacco, è il 1854. Perché il 1854? Perché Giovanni Querini, assieme ad alcuni soci, decide di spostare il gabinetto di lettura. Il gabinetto di lettura allora era nell'attuale, perché è pratico dell'Ateneo, nell'attuale Sala Cini, che è una saletta piccolina, sala anche delle conferenze, e Querini decide, dando anche delle motivazioni più precise, di spostare il gabinetto di lettura invece dove adesso c'è l'Aula Magna. Tra l'altro, curiosamente, l'Aula Magna serviva solo da atrio, perché le aule usate erano il gabinetto e la sala Tomaseo per le conferenze e quella che adesso è la sala di lettura, una sala grande dell'Albergo Grande, per le adunanze, mentre l'atrio non era per niente usato. E Querini dice no, dobbiamo spostare il gabinetto di lettura in un luogo più grande, perché dobbiamo dare la possibilità a più utenti di frequentare l'Ateneo Veneto e le varie conferenze. E qui nascono i conflitti, perché cos'è che fa per prima cosa, o fa fare per prima cosa? Tra l'altro pagando sempre lui, decide di dare più luce all'atrio, cioè all'attuale Aula Magna, cioè al gabinetto di lettura nuovo. Se qualcuno ha qualche curiosità, ma vicino a una porta dell'Ateneo Veneto c'è ancora la scritta, intravede gabinetto di lettura, è proprio fatta in questa epoca qua, 1854. Cos'è che decide di fare il presidente Querini? Sposta
tutti i quadri della Passione, del ciclo della Passione di Leonardo Corona. Avete presente il ciclo della Passione? Li fa spostare tutti, li mette in soffitta. Perché dice, no, il luogo è lugubre, capisco che era una scuola grande, perché l'Ateneo era la sede di una scuola grande di San Fantin, e capisco l'aspetto lugubre che tutti i veneziani la chiamano la scuola di Picai, eccetera, ma è ora di dare un po' di spazio e un po' di luce. Non contento di spostare tutti i quadri della Passione in soffitta, toglie la porta, quella che dà sul campo San Fantin, perché dice: dobbiamo creare una bussola in modo che entri un po' di luce. Poi cos'è che fa? Di fronte a questa bussola, dove adesso sono posizionati i busti di zio e nipote Massa, i protomedici, non so se avete idea dell'Aula Magna, fa mettere questa scritta: Viris clarissimis de scientis litterisque opti meritas Ateneum. Oltre a questa scritta, sopra, fa mettere un'altra lapide con la data di fondazione dell'Ateneo. Queste due lapidi sono subito contestate da tutti i soci, da una parte dei soci. Questa qua viene contestata subito perché qualche socio dice: ma chi sono questi qua? Sono tutti gli studiosi del mondo o sono i soci dell'Ateneo? Poi l'altra lapide, quella con scritto Ateneo Veneto 1810, dico: no, 1810 è l'editto napoleonico, ma l'Ateneo, quando c'è la fusione delle varie accademie, è del 1812, pertanto diciamo che lo aggrediscono anche per questi particolari. E qui c'è una corrispondenza, una di quella lettera che abbiamo visto prima, diciamo anche di scrittura, anche fra Calucci, perché Calucci è il vicepresidente, ma è veramente fra l'incudine e il martello, perché Calucci è consapevole che ci sono dei soci che contestano, però ha anche rispetto per il presidente, che tra l'altro è quello che paga. Cioè, con tutti questi lavori, tutti gli spostamenti, eccetera, tira fuori una cifra, anche qui veramente con l'imprenditore ragioniere, tira fuori una cifra di lire austriache 10.429,03. E Querini, anche nelle risposte, ma viene riportato anche nella commemorazione di Sagredo, in maniera molto velata e signorile, diceva: sì, va bene tutto, ma cos'è che vogliono? Cerco di ammodernare, tiro fuori i soldi e non capisco questo. Però molto probabilmente, e qui inizia il distacco fra Giovanni Querini e l'Ateneo Veneto. Tra l'altro una domanda che mi sono posto è: chi sono i soci? Sicuramente studiosi, eccetera, ma l'estrazione provengono più dalla borghesia, o una domanda che mi sono fatto io, o più dalla classe nobiliare? Perché anche lui è un nobile, però è un nobile che mi sembra più vicino ai borghesi, anche per studi, per altre cose. E io, guardando sempre gli elenchi del Chiriachi, ho visto che forse all'inizio c'è una componente di membri provenienti dalla classe nobiliare. Dopo il 48 invece sono i borghesi, sono quelli più in preponderanza. E poi c'è la cosa curiosa dei Manin. I Manin, c'è Leonardo che è nipote di Ludovico, no? Dell'ultimo doge, che ha un ruolo anche importante all'Ateneo Veneto, ma c'è anche Manin Daniele e Manin Giorgio, che è suo figlio, che sono, diciamo, appartenenti alla borghesia. C'è una cosa curiosa, non volevo dirla ma la dico lo stesso, sempre riportata da Pavanello. Pavanello, 1911, Giuseppe Pavanello, che è molto attento anche a questi aspetti, si fa delle domande. Pavanello scrive 50 anni dopo, quasi 50 anni dopo l'uscita di Giovanni Querini, ma siccome è una persona anche di una certa età, probabilmente lui si avvale di testimonianze di altri soci. E il buon Pavanello dice: allora, sì, è vero, Querini vuole allargare l'Ateneo Veneto, vuole mettere il gabinetto di lettura in uno spazio più grande, in modo che più persone possano avere accesso all'Ateneo. Però forse c'è un altro motivo, che il gabinetto di lettura di allora, dove c'è l'Aula Cini, adesso ci sono delle finestre che danno in un cortile interno. E il buon Pavanello dice: nel cortile
ci sono diverse case di tolleranza e al che, soprattutto d'estate, con le finestre aperte, insomma, non voglio parlare, però c'è confusione, diciamo, molta confusione, che questi soci impegnati, seri, che magari stanno studiando, eccetera, lo stanno facendo, non gradiscono. Questa è una... Pavanello dice sì, è vero, l'allargamento del gabinetto di lettura, ma forse una delle motivazioni è anche questa. Ricordava prima l'amico Sandro della commemorazione. Se la leggete, la commemorazione di Sagredo, c'è veramente una risposta anche velata al conflitto. Lui dice: questo qua è stato un cittadino eccezionale, ha contribuito, eccetera. Diciamo che ha avuto delle risposte, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo del gabinetto di lettura, l'Ateneo Veneto, insomma, non proprio così, che avrebbero potuto rispettare questo personaggio. Ultima immagine è questa, ve la ripropongo perché questa è una fotografia fatta fare da Giuseppe Pavanello, è del 1913. Vedete l'Aula Magna, che è diventata Aula Magna, sono stati, proprio per la fotografia, riposizionati i quadri di Leonardo Corona, è stato, ma questo qualche anno prima, posizionato il busto di Rangone, vedete quello là in centro, no? Tommaso Rangone, un protomedico, un busto recuperato nella chiesa di San Geminiano e messo qui all'inizio dell'Ottocento. La cosa curiosa è che sopra Rangone c'è l'Assunta del Veronese, il ciclo del Veronese sulla vita della Madonna che trovate adesso in aula di lettura, e sulla parte sinistra invece, dove qua si hanno già posizionato i busti dei Massa, di medici Massa, sopra, che si vede malissimo, ma c'è il San Girolamo del Tintoretto, che adesso vedete lo stesso nell'aula di lettura. Ma perché? Perché dove c'è quell'epigrafe di marmo nero che sostituiva Viris Clarissimis che vi ho fatto vedere prima, c'era l'altare di San Girolamo. Di San Girolamo, mentre dove c'è il Rangone adesso, sotto, c'era l'altare del Crocefisso, che l'altare di San Girolamo è stato distrutto e non si trova. L'altare invece del Crocefisso, completamente nero, era un po' in linea con lo stile della scuola di Picai, chi lo vuole vedere lo può andare a vedere a San Giovanni Paolo. Sull'abside, quella a destra dell'altare maggiore, c'è questo altare nero, che ti dà proprio l'impressione, se ve lo immaginate nella vecchia scuola di Picai, ti dà proprio l'impressione del lugubre. C'è l'altare e c'è tutto, non c'è il crocefisso. Il crocefisso, sempre nero, si può ammirare, chi ne ha voglia, nella chiesa parrocchiale di Codroipo. Ma perché? Perché quando sono state soppresse le scuole, il buon cappellano della scuola, che proveniva da Codroipo, perché suo fratello era parroco là, ha detto: ma io sono qui da 20 anni che faccio il mio servizio, ma non ho avuto niente, mi posso portare via quel crocefisso? E si porta via il crocefisso. Io ho finito, faccio una considerazione finale, che io ho chiamato, ho parlato anche con l'amico Sandro, ho chiamato la quarta via di Giovanni Querini Stampaglia. Perché lui è un personaggio eccezionale, che è veramente un personaggio eccezionale, un veneziano del futuro per tanti aspetti. Ma la quarta via perché? Allora, no, non fa il testamento al comune come aveva fatto prima, per esempio, Correr. Non fa la donazione, come avrebbe potuto fare all'Ateneo Veneto. Siete pratici, gestite voi. Non la fa neanche l'Istituto Veneto, anche se ha un rapporto veramente squisito con l'Istituto Veneto. E sceglie questa quarta via, perché anche nel testamento è dettagliato, di fondare una nuova, di fare la fondazione Querini, descrivendo tutti i passaggi che, se li leggiamo adesso, pensando che li ha scritti 150 anni fa, fanno impressione, almeno a me. Grazie per l'attenzione. Ringrazio la Querini e ringrazio anche i colleghi dell'Ateneo Veneto. Grazie.
Grazie a Giorgio Crovato. Giovanni, abbiamo visto, ha vissuto un periodo di grandi cambiamenti, di cambiamenti epocali e di fragilità sociali. Completiamo questo affresco presentando un volume che è possibile acquisire qui fuori nella Corte Mazzariol. Angela Munari, bibliotecaria della Fondazione, presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche Veneto, ci presenta la pubblicazione curata con Cristina Celegon, in cui la trascrizione delle lettere con la sorella e con i genitori di Giovanni Querini ci permettono di aprire un piccolissimo spiraglio e percepire alcuni di questi grandi cambiamenti. A te, Angela. Grazie. Si sente? Sì, grazie, buonasera a tutti. Sono un po' preoccupata perché c'è a metà della mia commissione di laurea, rettore compreso, spero che non si debbano pentire di avermi dato un titolo di studio, come ho già detto al professor Castellani. Comunque una storia di famiglia offre al pubblico la trascrizione del corpus di lettere tra Giovanni Querini Stampaglia, il padre Alvise, la madre Maria Lippomano e la sorella Caterina. Il corpus è costituito da 91 documenti tra lettere, minute e biglietti conservati completamente nell'archivio di famiglia, sia in forma sciolta che in manoscritto, e poi riordinati alla fine dell'Ottocento. L'arco cronologico della corrispondenza va dal 1815, quando Giovanni ha solo 15 anni, fino al 1838. Quanto è giunto sino a noi non risulta però essere un fondo omogeneo, ma presenta numerose lacune, sia per quanto riguarda la copertura temporale, sia per quanto concerne la completezza tematica. Per questa ragione si è preferito mettere in rilievo la corrispondenza tra i fratelli da un lato e tra i figli e i genitori dall'altro, tralasciando la pubblicazione delle lettere redatte tra il 1831 e 1833 tra Maria Lippomano e il marito Alvise, riguardanti in particolare aspetti della gestione patrimoniale. La raccolta di lettere ha un ritmo e una struttura di vero e proprio romanzo epistolare, in cui i personaggi vanno progressivamente caratterizzandosi sul piano psicologico e vanno via via definendo anche gli ambienti e i contesti culturali di sfondo. Ma non mancano neppure gli ingredienti del romanzo storico, diremmo, con gli avvenimenti che si snodano in un preciso quadro temporale, appunto gli anni della giovinezza di Giovanni, e del romanzo di formazione con il personaggio centrale, che è appunto lo stesso Giovanni, che si racconta attraverso le sue varie fasi della vita, dall'adolescenza alla giovinezza fino alla maturità. Il lettore partecipa quindi alle vicende umane dei protagonisti, è sempre coinvolto dalla e nella trama tessuta dai mittenti, attende gli esiti dell'incalzare dei fatti che ruotano intorno a molti temi già declinati questa sera: i difficili passaggi politici, la gestione amministrativa, anche il costume. Ma un tema centrale, a mio avviso, già ricordato tempo fa in uno studio da Renzo De Rosas, sovrasta tutti, ed è il conflitto tra una vecchia e una nuova concezione di libertà individuale e di visione di famiglia, influenzata sicuramente dall'emanazione in Italia del codice napoleonico con i suoi rivoluzionari portati civili. I protagonisti dunque: il padre Alvise, di cui abbiamo appunto già sentito parlare, la madre Maria Teresa Lippomano, donna dai vivaci interessi politici e letterari, filo bonapartista, colta, intelligente, decisa, curiosa. A lei si deve la traduzione anche dell'opera di Daniel Webb, Inquire into the Beauties of Painting, pubblicata nel 1791 a Venezia, un celebre studio edito precedentemente negli anni 60 e diffuso in tutta Europa. Durante la lunga assenza del marito, come ricordava Cristina Celegon, amministra i beni di famiglia e negli ultimi anni della maturità risiede soprattutto a Campo di Pietra. Ma è la sorella che con Giovanni più caratterizza questo epistolario. Caterina, nata a Parigi nel 1796, finché il padre ricopre la carica appunto di nobile di Francia, torna in Italia, vive la sua adolescenza
l'adolescenza a palazzo con il fratello, ma lascia ben presto la casa. Nel 1818, a soli appunto 22 anni, sposa il nobile Girolamo Polcastro, di ben 33 anni più vecchio di lei. Animatrice di un vivace salotto veneziano, e viaggia e si circonda di amicizie importanti, tra cui appunto quella di Trivulzio di Milano, ma anche di Buratti e di Stendhal. Lei stessa si descrive così: non so perché Dio mi abbia fatto nascere con tanta attività nell'anima e tanto desio di viaggiare, per costituirmi poi qui a Loreggia in uno stato di marmotta, contraddizione infinita, caro fratello. Quanto a Giovanni, di lui e della sua adolescenza, come si diceva, i documenti ci restituiscono ben poche notizie, però dalla corrispondenza traspare un Giovanni scontroso, sarcastico, insofferente, sempre critico verso i genitori, un po' insolentuccio e lunatico, un po' sofistico, ma buono, leale e arguto con gli amici, come lo definisce Mustoxidi, di ottimo umore, sempre ameno, amante del dialogo, gioviale con i conoscenti, tanto da ispirare letizia nelle anime malinconiche, dice la Malgili, una nobile padovana. Un forte spirito di indipendenza lo contraddistingue fin dalla giovinezza, manifestandosi di prepotenza già dopo i 17 anni. Gli scontri con la madre sono continui, con cui ha relazioni tese e ripetuti alterchi, che il padre, al contrario, molto amato in realtà, cerca di moderare da lontano. Quest'ultimo spesso lo riprende, lo esorta a rispettare la madre, a non motteggiarla continuamente, a non essere troppo esigente, a considerare i sacrifici a cui i genitori si sottopongono per far quadrare i magri, forse, bilanci familiari. Nel 1817 Giovanni inizia a frequentare, come si diceva, l'Università di Padova, ma gli screzi non diminuiscono, al contrario si accentuano con schermaglie sempre più frequenti. Se da un lato il figlio accusa i genitori di essere costretto a subire continue prediche, dall'altro il padre rivendica il diritto di farle fino a quando avranno fatto profitto e di cessarle solo quando non ci sarà più il bisogno di farle. Nell'autunno del 1818 si verifica un nuovo e durissimo dissidio familiare. A Giovanni giunge a Padova la notizia di doversi presentare all'apertura del terzo anno dell'università accompagnato dalla madre. In difesa della propria libertà il giovane ingaggia con i genitori una vera e propria battaglia ideologica, colpi di scambi epistolari da cui traspare, grazie alla sua verve argomentativa, un forte e incolmabile scarto generazionale. Proprio intorno al concetto di libertà individuale, in modo esplicito o sotto traccia, a mio avviso, ruotano le pagine più belle e intense dei carteggi di Caterina e Giovanni ai genitori, quale, appunto dicevo, portato culturale anche della rivoluzione francese, dell'illuminismo. Così a soli 19 anni il giovane scrive al padre: «Ma quando io ho domandata questa intera libertà, io non ho domandato che di poter andare solo fuori casa. Ed ella sa meglio di me quanta differenza vi passa tra una cosa e l'altra. L'intera libertà è concessa dalle leggi civili e produce l'effetto che il figlio diventi sui iuris ed è sciolto dalla patria potestà. Il poter andare solo fuori casa non sia mai contemplato da nessuna legge, né divina né umana, e quindi ogni uomo ha questa facoltà, di lui unigenita, dipendente dalla sua volontà». Vista la fermezza del figlio, Alvise tenta di contenere ancora gli attriti familiari, proponendogli di trasferirsi a Milano. Giovanni, pur di lasciare la madre, accetta di slancio e per un breve periodo soggiorna nella capitale del Regno Lombardo-Veneto. Di lì a qualche mese però riprende a frequentare l'università, laureandosi, come sappiamo, con il massimo dei voti in utroque e iure, malgrado appunto le sue instabili condizioni di salute e ancora i contrasti con la madre. Alvise cerca sempre a suo modo di parare i colpi del cambiamento e di contenere le fughe in avanti della gioventù moderna, aggrappandosi ad una visione sociale che mette i genitori, per diritto di sangue, dice, o di natura, nelle condizioni di esercitare ancora il controllo sui figli. Alvise non si fa dunque mettere alle corde, al contrario, incalza il figlio nell'epistolario, incentrando la sua discussione sui temi del rispetto e dell'obbedienza verso i genitori, che sono a suo avviso le due facce della stessa medaglia. L'obbedienza è infatti il presupposto necessario al rispetto dell'ordine divino e naturale, unico e vero collante sociale da secoli.
si chiede e chiede al figlio come si onorano il padre e la madre se non si rispettano, come si rispettano se non si vuole obbedirli. Questo si chiama offendere le leggi di Dio e della natura e della società. Ma viene da chiedersi ovviamente, di fronte a questi diversi punti di vista, a quali modelli sociali padre e figlio a questo punto facciano riferimento. La tensione generazionale non si allenta mai, riemergendo anche in occasione di un'altra emblematica vicenda a cui accennava il dottor Busetto della storia familiare e personale di Giovanni, che si conclude con un matrimonio mancato. Nel 1820, infatti, la dama Papafava Grimani, amica della sorella Caterina, propone ad Alvise e Maria di suggellare il fidanzamento tra sua figlia e Giovanni. La risposta dei coniugi Querini è però perentoria e negativa, soprattutto si diceva per ragioni economiche, ma anche per la giovane età del figlio appena 22enne. Non sono purtroppo noti i reali sentimenti di Giovanni verso la giovane fanciulla. Quel che è certo è che, nonostante le reiterate richieste del padre, non volle mai più sentir parlare di matrimonio, come si evince dal confronto, ancora una volta, dalle lettere dei due. Nel maggio del 1824 Alvise affronta l'argomento con discrezione, nel tentativo di svelare le intenzioni del figlio. Costretto dalle insistenze del padre, Giovanni risponde con stizza e impeto, rivendicando nuovamente con forza autonomia e libertà. E dice: perché ho 25 anni e sono maggiore di età, libero, indipendente e quindi non più soggetto alla patria potestà. Dirò inoltre che se anche fossi minore, voi non avreste questo diritto, che il conoscere fino i pensamenti delle persone è un entrare troppo innanzi, perché nessuno è obbligato a dirli, né vi è legge che conceda e conceder possa questa facoltà ad uomo. Di verbi, tensioni, di sapori tra Giovanni e i genitori non si placano quindi negli anni. Non tanto con il padre, come dicevo, quanto piuttosto sempre con la madre, in apparenza dura, cinica e calcolatrice, o forse, suo malgrado, costretta dai tempi a far fronte, in assenza del marito, alla difficile gestione dei beni familiari. Seppure poco numerose, di argomento quasi esclusivamente economico, le lettere di Maria Lippomano lasciano trasparire un affetto profondo in realtà per il figlio, benché misurato, e un velato dolore per la sua lunga permanenza milanese al fianco del padre. Così scrive a Giovanni nel luglio del 1822: «Sento che avrò presto la consolazione di abbracciarvi e vostro padre, e che fra non molto sarete qui, allora parleremo, combineremo questa faccenda, permettendomi, spero, di farvi quei riflessi che mi paiono adatti e che partiranno sempre dal mio cuore, che vi vuole bene, quando ve lo meritate ovviamente, e che certo non pensa che a voi, al vostro migliore essere, al bene generale della famiglia». A questa si aggiungono altre piccole ma costanti attenzioni di Maria verso il figlio, di cui però sembra sempre temere la reazione. Dalle lettere si coglie il desiderio di compiacerlo, per lui la tavola è sempre apparecchiata, la stufa sempre accesa nelle rigide giornate autunnali, come si evince dalle lettere, i suoi puledri allevati, strigliati con cura, le calze di lana lavorate a mano, a poco, nelle lunghe sere invernali. Ciò nonostante i dissapori non si placano, anche rispetto proprio alla conduzione degli affari di famiglia. Motivo costante, Giovanni muove sempre più di frequente l'accusa di essere tenuto fuori dalle faccende patrimoniali, di non godere di un trattamento economico pari alla sorella e di essere considerato un estraneo dalla sua famiglia. Nel 1828 rinfocola nuovamente la polemica con una dura requisitoria sul mensile assegnatogli. All'ennesima provocazione di Giovanni il padre risponde stanco e amareggiato con queste parole: «Già che voi ricercate che vi si dia quello a voi compete sull'asse paterno, che è quanto a dire che volete vostra legittima e per conseguenza non far più parte della famiglia, quantunque un tale divisamento non possa che essersi sommamente dispiacevole ai genitori, che hanno sempre cercato di farvi conoscere il loro affetto. Volentieri però io vi concorro pienamente nella lusinga che abbiate a riconoscere voi quello che vi spetta e a noi finalmente far cessare la mortificazione di non vedervi mai contento». Quanto a Giovanni e Caterina, mi avvio alla conclusione, appaiono legati da un affetto sincero, più estroversa e vivace lei, così come nella vita, anche nella corrispondenza, più riservato e formale lui.
L'affetto e il rispetto di Caterina verso Giovanni vengono però talvolta sopraffatti dalle circostanze, come quando, irritata, lo ricordava Cristina, commenta col marito le continue difficoltà nell'organizzazione del viaggio a Milano che i due fratelli avevano proprio programmato nell'estate del 1838 per l'arrivo e anche l'incoronazione dell'imperatore. In quel periodo si fa fittissima la corrispondenza fra i due fratelli, inizialmente serena e complice, poi via via acida, risentita, a causa delle diverse aspettative riguardo al tenore di vita da condurre a Milano, tanto che ad un certo punto i due paventano di abbandonare la loro associazione, così la chiamano. Ma il viaggio si farà, anche se per Caterina si rivelerà molto faticoso, come scrive al marito. Jesus Maria, che punisci i peccati presenti, passati ed avvenire che farò nel viaggio e dimora a Milano con mio fratello. E ancora, vi assicuro, caro amico, che è stato questo un gran passo falso di venire con questo noioso e strano di mio fratello. Confesso che mi divertirei molto qui se non avessi questa spina. Credo che finirò con tanti sassetti nel cuore come San Francesco di Sales, a forza della violenza che col mio carattere impaziente e focoso mi faccio. Questa fu una lezione per tutta la mia vita e non ne posso più. Ma non sono molti i viaggi che Caterina farà con il fratello, appunto nel 1955 lo accompagnerà a Parigi all'Esposizione Universale, uno dei pochi spostamenti prima della sua malattia e della morte avvenuta nel 1921, qualche mese prima appunto di Giovanni, che nel testamento, come si ricordava, aveva designato suo erede universale. Insomma, gli oltre 20 anni di contatti epistolari tra i protagonisti ci consentono così di abbozzare un ritratto di famiglia chiaroscuro, dove le luci sono date spesso da affetti seppur contrastanti, ma in alcuni casi intensi, e le ombre dalle tensioni determinate dalle resistenze dei genitori da un lato e dalle corse in avanti dei figli. Una storia di famiglia, insomma, in bilico tra passato e presente. Un presente di cui i figli vogliono essere protagonisti. Grazie. Io ringrazio tutti i relatori della giornata, ringrazio tutti voi per essere qui. Le curiosità su quest'uomo straordinario non sono state del tutto soddisfatte, anzi forse sono state in qualche modo accese, è necessario quindi continuare a studiarlo. Io vi invito ora a visitare la mostra che abbiamo allestito al primo piano della biblioteca, passando attraverso l'area Scarpa. Le curatrici ci aspetteranno lì per illustrarcela. Vi ricordo che stasera alle 21:45 le collezioni della Fondazione Querini usciranno in campo e accenderemo una candela sulla torta per festeggiare questo compleanno con un brindisi e un bicchiere di vino. Qui fuori, oggi, per celebrare questa occasione, il museo e tutte le aree espositive sono state aperte gratuitamente. Chi volesse regalare o aderire agli amici della Querini ha in questa settimana uno sconto speciale col 10% e potete sostenere la Querini anche comprando questo volume molto interessante, molto piacevole anche nella lettura, che ci aiuta a capire qualcosa di più di questa nostra città, di questo nostro tempo, andando indietro di 150 anni. Grazie a tutti.